Ciao grande famiglia, come vi avevo detto questa mattina a Sveglia Venete, sono arrivata a Vo e sto per incontrare la nostra Iole e il nostro Romano. Andiamo. Ecco qua Iole cara, ciao Iole cara. Hai visto invece sono arrivata con Fabio dall'alto, stai qua, ciao cara. Dai. Buongiorno. Tutto bene? Bene. Diciamo bene, cosa vuoi? Si può dire che stiamo male. È che purtroppo, come ti ho detto, la situazione è quel che è. Questa sarebbe Iole la casa della canonica. Sì, è la casa che mi ha dato mi ha aiutato Don Mario, una signora del volontariato della chiesa, la Fiorella. È inutile che dica sempre lei non vuole, però io dico che è lei. E il mio angelo custode è la Fiorella. Don Mario adesso non c'è più, c'è un altro, c'è Don Massimo, ma in ogni caso la casa è della curia, insomma. Permesso? Prego, prego. Ecco qua Romano, ecco qua Romano. Ciao Romano. Ciao Romano caro. Romano sta bene ed è sano. Il mio problema è gestirlo in questa maniera e fare in modo che mi aiutino a tenerlo in vita, perché qua ormai non si capisce più niente. Chi vuole morire non lo lasciano morire, chi vuole vivere non lo aiutano a vivere. Come si fa? C'è qualcosa che non funziona? Per me sì. Mamma Iole, questo ragazzo che per te rimane sempre il tuo ragazzo, il tuo bambino, ha bisogno di tanto aiuto, nel senso che bisogna alzarlo. Romano è un omone, come vedete non è un uomo. 1,85 m per 100 kg. E voi vedete Romano, bello, pulito, guardate. E Iole in carrozzina. Allora, se Iole non viene supportata da questi aiuti che dovrebbero essere, per dire, persone fisiche che alzano Romano, vedete, lo girano, lo puliscono. Mi spiegate? Vai, Iole. Quando si tratta di fare l'igiene personale del corpo, la parte superiore, diciamo lavarlo, facciamo la spugnatura, lo fa l'operatore. Per quanto riguarda quando ci sono cose come farlo scaricare, roba mi arrangio io, lo lavo io. E non mi sembra di chiedere alla luna, io vorrei solo due operatori che mi aiutassero alla mattina. Per il pomeriggio mi arrangio con il ragazzo che ho. La mattina è la copertura della mattina, basta 1 ora e mezza, 2 di mattina. Ma tutti i giorni però, non un giorno no perché c'è una cosa, l'altro giorno no perché c'è un'altra. Ecco, lasciamo fuori la domenica, ma inizialmente si faceva anche il sabato. Senti Iole, io mi sono seduta, questo è il tuo letto. Hai fatto bene. Perciò tu sei qua 24 ore su 24 con Romano. E la situazione che io trovo assolutamente incredibile è che tu sei in sedia a rotelle. Cioè tu mi hai accolto e sei in sedia a rotelle. Mi spieghi come fai a gestire, a parte che sei una guerriera. La mia... Io ho cominciato a lavorare a 9 anni. La mia Iole è una guerriera. Sono la sesta di 10 figli. Io sono la sesta. Ho capito, ma tu capisci bene, Iole, che non sei più in grado di gestire tu questa situazione da sola. Stamattina abbiamo avuto il sindaco. Tu cosa vorresti chiedere? Perché lui è responsabile, come gli ho detto io, della salute dei propri cittadini, ma oltre a lui ci dovrebbe essere anche una ULSS che si muove. Ecco, allora il sindaco l'abbiamo sentito. Alla ULSS, visto che per legge tu, cioè Romano si è svegliato, lo saluto. Ciao Romano! Hai visto che sono venuta a trovarti? Hai visto? Mi hai sentito che hai aperto gli occhi? Ciao! Ciao Romano! Che sonno profondo stavi facendo? Che sonno profondo, Romano! Ti trovo bene, sai? Certo che questa mamma è proprio brava, Ascolta, cosa vorresti chiedere? Ci sei tu, sai. Sì. Sempre così. Niente, come ti dico, io non voglio la luna. Guarda Mirella, l'AS mi sta aiutando con dei contributi che io uso per pagare Sharif e ho usato finora per pagare la signora. È una parte, perché non bastano. Adesso il prossimo mese, questo mese, c'è anche l'INPS da pagare. Quindi tu capirai che
ci vuole perlomeno 1.000 euro a testa più l'INPS, perché fanno solo delle ore. Non è che stanno qua tutto il giorno, perché se facessero tutto il giorno svenerebbe uno che ne ha tanti. Noi purtroppo abbiamo solo la pensione. Ma io non voglio la luna, come ti ho detto, mi basterebbe solo che mi aiutassero a gestire le 2 ore della mattina. Quanti anni ha Romano? 50 domani. Domani è il suo compleanno. Hai visto, Romano, che sono arrivata a farti gli auguri? Hai visto che sono arrivata? Ha 50 anni e sono 23 anni che si è fatto male. Esattamente, lui all'8 di settembre, sono 23 anni che è a casa, 22 anni che è a casa. E in 22 anni, 23 domani, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione per te e per Romano, ma per tutti e due. Come mai? Ma perché, Mirella, prima io con l'ultimo intervento che io ho fatto alla gamba, mi sono accasciata sulla carrozzina. Prima invece con il girello mi arrangiavo, prima anche senza girello, e andavo avanti, perché dopo il mio incidente che ho avuto nel 92 l'ho tirata avanti. Mi avevano detto di non fare fatica perché avrei avuto tanto male. Il male è arrivato. Ma purtroppo, se avessi potuto non far niente, l'avrei fatto. Non si può non far niente in una situazione così. Ma io voglio sapere cos'è Romano per te, perché tu mi hai detto. Vita. Ridillo? La mia vita è quello che mi aiuta ad andare avanti, perché io ho perso un altro figlio e quando perderò lui, se perderò lui, spero prima io, verrà fuori tutto il dolore, anche quello dell'altro figlio, perché adesso è lì che è cova. Non è uscito, perché non può uscire, perché c'è lui. Tu non puoi essere debole con Romano. Assolutamente no, perché se io sono debole lui capisce subito che qualcosa non va. Guarda che io quando vado via mi dicono: Romano, fai i capricci, perché sta buono, come arrivi tu, sente la macchina, tira giù la testa. Senti Iole, io però chiedo adesso a questo punto che qualcuno deve intervenire. Io ti vedo, ti trovo molto provata, lo dico, sei molto provata. Ecco, sei stanca. C'è niente da fare, sono stanca, ma sono stanca, Mirella, perché non ho l'aiuto che mi serve, altrimenti io sarei tranquilla. Sono più che stanca, sono preoccupata. E la preoccupazione pesa, perché tutti i giorni pesi, e domani, e dopodomani, e dopo cosa sarà? Adesso lunedì, martedì, mercoledì cosa faccio? Chi viene? Allora, questo è un pensierino per te. Grazie. È un ricordo che io voglio che tu abbia. E questo è l'assegno di questa grande famiglia. Grazie, Mirella, sempre. Fate sempre, fate solo voi e questa mia amica qualcosa, ma gli altri non si vede nessuno, Mirella. Credimi, siete meravigliosi, perché ti vedo tutti i giorni e mi viene da piangere vedere cosa fai. E se qualcun altro facesse metà, un quarto di quello che fai tu, saremmo tutti a posto. Vedi Iole, io non faccio tanto, io non faccio niente, io cerco solo di gestire un po' quella che è la fragilità. Ho capito che tu dici questo assegno però mi è arrivato da te e dalla grande famiglia. Qualcun altro doveva pensarci, tu stai dicendo. Però vedi Iole, nella vita io sono convinta che dobbiamo guardare la parte buona della società, che è quella che mi aiuta, perché io sono brava, ma se non ho la benzina sul motore io non riesco a fare questo. E la benzina solo questa grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta Media Nord-Est. Ma io sono d'accordo che c'è tanta brava gente, perché altrimenti il mondo non andrebbe avanti, ci vuole poco. Come ti ho detto anche prima, che sono tutti bravi a dire che i ragazzi sono cattivi, però a Roma c'era il popolo, c'era il mondo, davanti il Papa, quindi non è vero che sono tutti cattivi, come non sono tutti cattivi gli stranieri, non sono tutti ladri gli italiani, c'è gente buona e gente cattiva. Ascolta, per quanto riguarda le strutture, una struttura per Romano, perché prima o dopo dovrai pensarti a questo. Dopo ci sarà, però attualmente finché io riesco ancora, cioè finché ho la testa per poter gestire le cose, io vorrei trovare qualcuno che me lo... Io so che Romano quando andrà via, Mirella, non vivrà tanto, perché so quanti anni di vita le avevano dato. E se vai in una casa di riposo adesso, come adesso,
non vive 3-5 anni come prima. È bravo se ne vive uno, perché se non sono bravi a gestirlo, loro fanno presto, vanno a aspirarlo, basta poco. E poi Mirella, hai girato le case di riposo, hai girato gli istituti adesso. Sono tutti messi malissimo, personale non ce n'è. E le persone non sono gestite, perché se non c'è fuori non c'è neanche dentro. Lui non parla, non si lamenta, non suona il campanello, non urla, non fa niente. Pensi che qualcuno si accorga che c'è? Non si accorgono adesso che sono io, le faccio una testa così. Secondo te si accorgono dopo? Ascolta Iole, una cosa che veramente, ecco io non, e tu so quanto ci tieni alla tua privacy, però c'è un momento che questa privacy bisogna metterla da parte e far vedere che non siete invisibili, che ci siete, non c'è niente da fare. Dobbiamo avere il coraggio di far vedere queste immagini perché questo non continui, non prosegua e chi dovrebbe fare il proprio dovere lo deve fare perché la legge protegge Romano, protegge te, però bisogna applicarla. Allora è inutile che parlino delle leggi se poi le leggi non vengono applicate, perché per legge Romano dovrebbe avere tutte le cose che hai detto tu. Ecco, cosa vuoi dire? A chi vuoi fare l'ultimo appello? L'appello che io vorrei fare, Mirella, è alle istituzioni o chi di dovere. Romano è questo, lo vedono. Aiutatemi a farlo vivere, aiutatemi, datemi i supporti che servono a Romano perché possa vivere a casa con la mamma. Questo mi serve, Mirella, non mi serve altro. Non voglio nient'altro, voglio solo che qualcuno mi aiuti a gestirlo a casa, perché se lo mandiamo in ospedale lo mandiamo a morire. E con queste parole di questa mamma guerriera io adesso vado a salutare Romano. Ecco, diamo un bacio per tutti voi a Romano. Ciao Romano caro. Io spero che qualcuno riesca a capire questo appello accorato di questa mamma Iole e soprattutto che qualcuno riesca a dare veramente risposta a questa piccolissima donna ma con un carattere fortissimo che sta dicendo soprattutto Romano deve vivere, Romano non deve morire, Romano deve venire e stare a casa con me. Salutiamo ancora Romano, questa è la stanza, sono 2 stanze dove vive Iole, dove vivono Iole e Romano. Adesso siamo, ciao caro Romano, ciao. Salutiamo questa mamma guerriera. Ecco, lei ha ringraziato perché almeno riesce a portare qui all'aperto Romano, a fargli prendere un po' di aria adesso che arriva la bella stagione, perciò l'importanza è di avere anche, come capite bene, degli spazi adatti a queste realtà, ma è possibile che in tutti questi anni nessuno abbia trovato una soluzione, ma forse le fragilità non sono fragilità, forse le fragilità per qualcuno chissà cosa sono. Ciao Iole, ciao mamma Iole, ciao cara, mi raccomando, tieni duro, che prima o dopo ce la faremo. Di tutto Mirella, perché siete degli angeli, tu sei un angelo per molta gente e fortunatamente aiutata dalle altre persone che ti danno una mano. Ringrazio tutti. Ciao Iole cara, ciao, torna dal tuo Romano, ciao. Allora, io non commento, faccio commentare dal graditissimo ospite che è Antonio Ispiro, 88 anni, papà, nonno. Allora, Antonio, cosa vuole dire a questa mamma Iole? Io ho fatto vedere tutto il percorso che ho fatto l'altro giorno per andare a trovare Iole e Romano, perché avevo sentito che era in grossissime difficoltà anche economiche, non solo fisiche. Cosa diciamo a mamma Iole, Antonio? Intanto mi presento, sono nato a Rovigno 88 anni fa e ogni tanto ci torno a Rovigno, quando torno mi commuovo. Ultimamente, la settimana scorsa, sono stato a Rovigno e ho incontrato qualche mio ex compagno di scuola, delle elementari, delle medie. Io sono venuto via che avevo 13 anni. Dove li ho incontrati? In casa di riposo.
erano in una casa di riposo magnifica, con stanze bellissime, con un parco, e sono stato io con loro un po' a chiacchierare così. E mi è venuta in mente un'altra casa di riposo che c'è dalle parti dove io vivo, che fa pena, diciamo. Ma a proposito di questa mamma, io vorrei dire, oltre a quello che ho visto adesso, la mamma trascurata, non assistita, il figlio, diciamo, il ragazzo che non è ragazzo, che vabbè. Vorrei dire una cosa che vale anche per tutti gli handicappati, per tutti quelli che sono anziani. Adesso in Italia ci sono gli smartphone, i sistemi informatici. Se tu vai in un ufficio o telefoni, se riesci a telefonare, se sei in grado di chiamare, di usare una tastiera, ti dicono scarichi l'app, attenda, si faccia vivo. Sono cose impossibili per uno che ha 88 anni, ma non per uno che ha solo 88 anni, ma anche uno di 60, quando non vede, quando non riesce a camminare, come fa ad arrivare, muoversi? E se non ha un parente o qualcuno o una fonte delle risorse economiche, come fa? Questa mamma è abbandonata a se stessa, ma com'è possibile? Ci sono delle leggi, ma perché non vengono rispettate? Questa cosa è assurda, io non potrei neanche immaginare una cosa del genere, invece esiste, come esiste come esiste quando uno va in un ufficio e lo rimandano a casa perché no, devi farlo tramite i sistemi informatici. Ma io non so usare i sistemi informatici, come faccio? Già arrivare qua ho avuto tantissima difficoltà. Ma scarichi l'app. Ma scarico l'app, non so neanche cos'è uno smartphone. Non parlo tanto per me quanto per tantissime altre persone. E poi ho diritto a questo, ho diritto a quello, ma devi chiedere, devi pregare, forse ti arriverà, forse non ti arriverà. Questa mamma ha tanti diritti, ma sono inattesi, nessuno le dà niente, ma è una cosa che se uno la sente dice è impossibile, non sta né in cielo né in terra una cosa del genere. Una mamma invalida, con un figlio più che invalido, che vive così praticamente di elemosina, quando ci sono le strutture che dovrebbero assisterla. Non so, è una cosa che se uno gliela racconti dice ma no, non è possibile, no, ci sono tutte le strutture, tutto, no, forse non si è rivolta alle persone giuste, ma sono le persone giuste che devono andare da lei non deve andare a supplicare. Vabbè, questo è quanto vedo in questo momento e questo è quello che sento io rispetto a tanti miei coetanei oppure handicappati, indifferente come e cosa sono, anche se non sono trascurati, sono trattati male, perché il mondo deve essere tutto fatto di giovani attivi, ma anche noi abbiamo lavorato, anche noi abbiamo dato, abbiamo fatto. Adesso ci troviamo in un mondo che non è più il nostro. Va bene, non è più il nostro mondo, allora veniteci incontro. Non dite sempre bisogna aggiornarsi, bisogna scaricare l'app, bisogna usare il computer, usare lo smartphone. Insomma, sono cose che non stanno secondo me né in cielo né in terra. Non so se negli altri paesi è così, qui è così purtroppo. Allora grazie veramente Antonio per le parole che ha detto, poi parleremo anche della sua storia perché racconteremo le storie. Saluto anche l'architetto Andrea Beglini, responsabile del Museo Corradi di Venezia. Grazie Andrea, è un amico caro. Andrea, mi fa molto piacere averlo ospite perché io parlerei con te di bellezza. Tu sei direttore di questo museo splendido che abbiamo a Venezia, però io penso che questa mattina, ecco, è come fossimo su un museo che abbiamo visto la bellezza di una mamma. Ecco, cosa abbiamo visto? L'amore.
Più bello dell'amore, cosa c'è? Architetto, io intanto so che parlo con una persona che so cosa vuol dire e sa cosa vuol dire accudire i diversamente giovani. Il papà è mancato da poco, a 100 anni. Ecco, lui accudisce anche la mamma, perché saluto tantissimo. Allora Andrea, prima cosa vuoi dire tu a mamma Iole? Ecco, la bellezza dell'amore. Tu che sai cosa vuol dire bellezza, prego. Credo che sia veramente la cosa più bella. Hai iniziato questa mattina veramente la trasmissione con, come dire, con una luce. Certamente stringe il cuore, come ha detto appunto il tuo ospite, vedere queste situazioni, però nello stesso tempo come dire, la forza di questa donna, devo dire, è incredibile. Solo le mamme hanno questa forza. Tu prima hai detto, no? Questa donna che non molla, questa lottatrice piccola ma assolutamente tenace. Ecco, io, come dire, sì, anch'io sono un po' indignato, no? Per questa situazione di così, non saprei come dire, no? Nella nostra civiltà che ha raggiunto, come dire, livelli, vette, progressi nella medicina, eccetera. Ecco, nella nostra, soprattutto nell'assistenza, nel welfare, ci accorgiamo che di strada ne dobbiamo fare ancora molta. Ecco, certamente questi sono, come dire, esempi che ci fanno molto pensare. Purtroppo credo, e forse tu Mirella lo puoi confermare, non sono eccezioni, anzi forse sono, ahimè, la regola, no? Sono i casi positivi e di buona efficienza che forse sono l'eccezione, purtroppo. Così, credo che appunto questa mattina tu hai dato come dire, uno spiraglio di verità che fa male, ma si spera che possa comunque aiutare. Ecco, e soprattutto chi ha la responsabilità della cosa pubblica, chi ha la responsabilità del welfare universale, che fortunatamente in Italia c'è, dobbiamo dirlo, no? Perché non è così in tutte le realtà, però appunto è un welfare e un'assistenza universale che deve essere veramente tale ed efficiente. Dobbiamo, come dire, dobbiamo darci da fare. Tu, Mirella, sì, lo fai in maniera incredibile. Ma siamo in tanti, sai Andrea, che lo facciamo. Io dico sempre, io sono una dei tanti. Il problema è che io ho la fortuna di avere le telecamere e io dico una cosa, che bisogna delle volte avere il coraggio di far vedere quella che è la realtà. Non si può sempre nascondere o far finta di niente, la privacy, strumentalizzi, no, chi strumentalizza sono altri. La realtà, ecco, questa è la tua forza. Ecco, io non sono sicura una che strumentalizza, ma una che cerca assieme ad altri di risolvere i problemi che la politica non risolve. La sanità va benissimo, dicono qua no, non c'è nessun problema, allora risolvetemi questi casi e poi vi dirò che la sanità va bene, perché ci sono anche questi casi della sanità, perché è facile parlare di sociale, però bisogna agire, bisogna fare, bisogna dare risposte, perché la legge lo prevede. Ecco, è questo che io non riesco a capire. Applicare la legge basterebbe. La legge basterebbe applicare la legge. Questo è, tutti invece passano il cerino e la colpa non è mai nessuno, la colpa forse è di Iole, a questo punto no, la colpa è di Iole e di suo figlio che ha avuto l'incidente. Sono ancora vivi. Allora, prima di andare a vedere questo bellissimo video, che intanto salutiamo Iole, faccio gli auguri a Romano, anche se gli anni li ha fatti ieri, ma io ieri non sono riuscita a montare il servizio perché non si poteva, ma glieli facciamo oggi, vero Antonio? Auguri, vero Andrea? auguri, a tutti Romano. Quanti, a Romano, a mamma Iole, dei 50 anni che ieri ha compiuto. Allora andiamo a sentire il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, veloce, mi raccomando, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto auguri a Romano e a sua mamma. E dopo ora questa storia di Romano, Pagnatri Veneti, la Gena Vergogna, una macchia grande che avevamo da Veneti, che avevamo da vergognarsi e non da indignarsi, ancora di più.
Mirella, ma di cosa siamo lì a parlare, Mirella? Quando chi politici tira 300.000 euro al mese, gli dà da vergognarsi, gli dà da tremare le mani, accettarsi i soldi e sapere che vede la povera gente in che condizioni. E questo vuol dire tutto. Vergogna a tutti gli italiani che ha pasta e robe. E dopo che dico, al Corea, lì sono veneziano, sono nato a Rialto, andavo al Corea nel 55, quando che scuola di Venezia, tutti i putelli di Venezia, mi aveva portato in tutti i musei. A Venezia, che c'è una ricchezza, una bellezza, non solo per i musei, anche per i campi, per le strade, per i rive, i misioeti, che le fuori, è l'idea istruttiva e ti insegna tante robe, solo che guardarla, ma robe interessanti. Adesso Venezia è a fa schifo, e te lo dico 1000 veneziani, gli dà venduto tutto venduto, tutto, non c'è più posto per nessuno, non c'è plateatici, quello che una volta da Rialto, dove che in campo San Silvestro, va bene, ti vedevi il ponte di Rialto, ma bello, bellissimo, adesso ti lo vedi più, da quanti banchetti che c'è in riva del Gin, plateatici, cavane, gondolieri, tassisti, io voglio vedere il motondoso, se io voglio il motondoso, in 3 giorni io ferma tutto. Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio. Comunque ti ringrazio anche per i saluti di Romano. Invece io voglio vedere un'altra Venezia, questa Venezia unica al mondo, fanno chilometri e chilometri per venire a vedere. Io, Rinaldo, ecco, non condivido, tu sei veneziano, io no, io penso che abbiamo la città più bella del mondo, cioè in tutte le stagioni è di una bellezza unica. Ecco, forse uno è abituato, non si rende neanche conto, però se riusciamo veramente a capire la fortuna che abbiamo di avere una meraviglia, ecco, le 7 meraviglie del mondo, c'è anche Venezia. È una città stupenda. Beh, ecco, andiamo a vedere le dame. Questo video lo dedico a Iole, perché per me lei è la vera dama. Se lei è una dama, andiamo a vedere le dame di Andrea Bellieni. È certamente l'icona del Museo Correr. Le celebri Due Dame, dipinto realizzato su tavola da Vittore Carpaccio nell'ultimo decennio del 400, all'apogeo politico, economico, artistico e culturale di Venezia. Già appartenuto al primo fondatore delle raccolte d'arte e storia cittadine, il nobile abate Teodoro Correr, il suo fascino assolutamente singolare gli deriva dalla somma di misteri e dubbi che lo circondano. Il soggetto è incerto, raffigura 2 nobili donne veneziane, riccamente abbigliate alla moda, che siedono all'esterno su di un balcone esteso con una tipica balaustra a colonnine di marmo. Intuiamo precisamente che l'aria è ferma, come in una afosa giornata estiva. Una indicibile atmosfera mista di noie e di inquietudine sembra aleggiare sulla scena. Dunque un soggetto quotidiano apparentemente narrativo, ma che invece è soprattutto psicologico, assolutamente nuovo e insolito per l'epoca e che proprio per questo eccitò moltissimo la sensibilità ottocentesca. Il grande storico dell'arte John Ruskin definì questo dipinto di Carpaccio il miglior quadro del mondo. Era certamente conquistato dall'atmosfera sospesa, dall'aria di mistero che questo soggetto non chiarissimo emana. In realtà il dipinto molto fece discutere sul suo reale soggetto. 2 donne su un balcone, svagate, vagamente annoiate, che fissano un punto esterno al dipinto. Che significato poteva avere? È stato chiarito solo recentemente, con la scoperta della parte superiore mancante di questo dipinto. Oggi si trova presso il Getty Museum di Los Angeles e raffigura una caccia in valle. Addirittura questo singolare soggetto in realtà non figurava in un dipinto normale, classico. È stato appurato che si trattava in realtà dello sportello, originariamente doppio, probabilmente la porta di un piccolo ambiente, uno studiolo di una ricca casa veneziana. Dunque, la scoperta del dipinto americano che completa ed esplicita il soggetto
lo qualifica in maniera assolutamente insolita, originale. Chi fu l'originario committente di quest'opera? Possiamo immaginare, un po' fantasticando, che potrebbe essere stato non un committente, ma addirittura una committente, una delle due dame che ironicamente, magari polemicamente rispetto al proprio marito appassionato di caccia, gli fa intendere la propria impaziente attesa e sofferenza in una calda sera d'estate mentre lo attendeva al balcone. Certo che Mirella è anche fortunata. Pensate che a fianco a me Antonio è ipovedente e lui, mentre Andrea Bellieni, l'architetto Bellieni, raccontava i quadri, lui commentava quello che sentiva e sembrava veramente che fosse come se guardasse il quadro. Allora Antonio, come commentiamo questa bellezza vista da in un altro modo, sentita in un altro, che è la sensibilità, prego, sì, e la cultura? Uno come me comunque si rifà anche ai ricordi e per quello che vede cerca di capire, di immaginare, di vedere. Però io dico una cosa, i musei sono sì attrezzati anche per persone come me, però non abbastanza. Io immagino un museo che quando uno entra e ha la mia difficoltà, gli dà un apparecchietto, un paio di occhiali, qualcosa che adesso esistono e comunque se non esistono si fanno, ci si attrezza. Con quell'apparecchio lui va davanti all'immagine e solo verbalmente dice che cos'è questo. E l'apparecchietto gli descrive quello che lui sta guardando, non un'app, un pulsante che la persona ipovedente o anche comunque un anziano ha difficoltà a gestire. Non può avere uno schermo, un telefonino, una descrizione scritta, no. Lui si arrangia, si adatta e sente solo verbalmente. Allora deve esprimersi verbalmente, richiedere verbalmente ed essere informato di quello che vede. Lo so che sarà una spesa, però non è una spesa infinita. Probabilmente in qualche museo questo che io sto descrivendo c'è già. Non so se il Correr c'è. Io il Correr l'ho visto quando avevo 18 anni con la scuola, poi non l'ho più visto. Vabbè, ho visto altre cose, altri musei, altre mostre, il Correr no. Ecco, ma mi piacerebbe ancora vedere per esempio le sculture del Canova, toccarle anche se fosse possibile, accarezzarle, però vorrei che qualcuno mi aiutasse. Non mi interessa che ci sia una persona accanto a me, però qualcuno che mi descrivesse quello che sto vedendo. Ecco quello. E basta, questo. Cioè, Antonio, nella sua vita cosa faceva? Ecco, cosa ha fatto? Ecco, io facevo il progettista di macchine, io ho fatto l'istituto d'arte, poi però sono andato nell'industria, perché come tanti miei colleghi sanno e hanno visto, con l'arte poi io non mi sentivo tanto un artista quanto un tecnico, un progettista, un inventore, e sono andato, ero a Trieste in quel periodo, e sono andato addirittura in Val Seriana, a Cene. Per fortuna lì mi hanno dato l'appartamento, hanno fatto arrivare mia amorosa, ci siamo sposati, c'era il posto anche per lei era assistente sanitaria e abbiamo vissuto anche bene. Ho girato la maggior parte dell'Italia settentrionale, sempre cambiando lavoro, non ero io a cambiarlo, ma qualcuno mi diceva vuoi venire da me, vuoi venire da me? Sì, mi avvicino alla parte orientale dell'Italia, mi avvicino all'Istria, sì, vengo. Ecco, io mi dicevano c'è il cliente che vorrebbe una macchina così, 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 possiamo fare qualcosa? Sì, sì, offriamola, anche se non sapevamo di che cosa si trattava, però mi ingegnavo e si faceva, sì. Senta Antonio, cos'è la creatività? Questa creatività che abbiamo nel DNA, da niente riusciamo a fare delle cose meravigliose, eppure qualcuno ha colpito anche quella che è l'artigianato, l'artigiano, il nostro mondo dell'artigianato. Prego Antonio. Io credo che sia qualcosa che uno ha continuamente in testa, che macina. Lui vede una cosa e dice, ah però si potrebbe, però potrei, possiamo cambiare, possiamo migliorare.
ah, da questo posso fare così, così, così. È una cosa innata nel nostro cervello che continua a rodere, a macinare, a vedere ogni cosa che vedi, che senti, le immagini a modo tuo, però nel bene. La tua mente la stai già creando. Continua a creare, immaginare, a fare. Antonio, secondo lei questi giovani hanno questa creatività, questa diciamo espressione anche del bello creato? Mi dispiace dirlo, ma io li vedo troppo coi telefoni, con le cose già fatte, e quello non so se li aiuta o sono bravi, perché sanno un sacco di cose e fanno di tutto, però vedere le cose già pronte non so quanto li aiuti o quanto li penalizzi, e penso che siano penalizzati su questo, però hanno un altro modo di fare, un altro modo di vivere, sono in un altro mondo. Architetto Beglieni, sentiamo come commenta le parole di Antonio, e soprattutto grazie per questo bellissimo video che dedichiamo a mamma Iole, questa dama del Carpaccio. Ecco, io sono sicuro che se ci fosse il Carpaccio avrebbe inserito anche mamma Iole. Prego. Allora, no, io volevo soltanto così dire al tuo ospite Antonio, che il Museo Correr da un po' di tempo a questa parte fornisce gratuitamente a tutti i suoi visitatori appunto uno strumento per supportare la visita con descrizioni molto accurate. Certo che però appunto come lui non vorrebbe, ma come purtroppo è necessità oggi, è in forma di app che si scarica all'ingresso. È molto facile farlo, e devo dire che anche abbiamo proprio all'ingresso il nostro personale formato che aiuta i visitatori di tutte le età e con tutte le, diciamo, esperienze tecnologiche a svolgere questa piccola operazione. E quindi questa audioguida, perché di questo si tratta, che però ha anche, come dire, delle possibilità di interazione. Possiamo fare delle domande, certo che appunto lo strumento è pur sempre il telefonino, per soddisfare appunto le nostre curiosità, le nostre necessità, diciamo, di conoscenza di fronte alle nostre opere d'arte. Ci sono anche le sculture del Canova straordinarie che appunto l'ospite ricordava in questa sua lontana visita al Correr. Anzi, io lo invito veramente e lo aspetto per fargli vedere appunto questo nostro straordinario museo veneziano e veneto, perché ci parla molto di noi. E così, Mirella. Senti architetto, ma io sono dell'idea, e tu lo sai come la penso, purtroppo non so se parlo ai sordi o qualcun altro, ma io parlo, non mi interessa quello che pensa qualcuno, io dico a voce alta quello che provo e che vedo. Non è che ci siamo dimenticati un po' troppo sia dei giovani che i diversamente giovani? Io ieri o l'altro ieri ho avuto una donna, una professoressa che si occupa dell'università della terza età. E i numeri che lei mi ha dato, ha detto, di persone che vogliono sempre di più apprendere, imparare, girare, vedere, sono incredibili. Non pensi che forse qualcuno dovrebbe svegliarsi? Infatti si chiama Sveglia Veneti la mia trasmissione, e penso ad esempio a queste residenze per anziani, ecco, non voglio neanche chiamarle RSA, oppure cohousing, dai, chiamiamoli sì. Cohousing, dai. Visto che bisogna parlare che sono delle strutture dove queste persone decidono di vivere assieme in comunità, ognuna con la propria privacy, però tutti assieme, e fanno anche molte attività. Non pensi che sarebbe il caso magari una volta, 2 alla settimana portarli a girare, a fargli vedere quell'immensa bellezza che abbiamo 2 passi da casa, come ti ricordi che abbiamo fatto assieme quando sono venuta su, quei diversamente giovani, quei diversamente agili, con gli studenti sopra le righe. Abbiamo fatto 250 persone, Antonio, con 2 motonavi, le ho portate io. Bene. Anche se mi hanno detto che ero una pazza, sì. Dove andavo naturalmente, ma non importa, noi andiamo avanti.
e devo dire che li abbiamo portati alla Fenice, al Museo Correr, abbiamo visitato i musei più belli di Venezia nella tranquillità assoluta, nella bellezza assoluta, nessuno ha creato problemi, siamo rientrati alle 19:30 di sera che ancora ballavano qualcuno in motonave. Non pensi, Andrea, che forse dovremmo dare più possibilità? Però da soli non possono arrivare. Qui Antonio, la figlia, che ha sentito le tue parole, spero che magari lo accompagni, che tu sono sicura che lo accoglierai e gli spiegherai, anche se non ha l'app. Andrea è una bomba su questo, è una guida fantastica. Non pensi che forse dovremmo dire, ecco, al Presidente della Regione, Alberto Stefani, che ha voglia di cambiare, che ha messo il sociale al primo posto, che forse il sociale va abbinato anche alla cultura, alla bellezza, non solo a un'altra disabilità? Cosa dice Andrea Bellieni? No, assolutamente hai ragione, soltanto che bisogna essere, come dire, coraggiosi come sei tu, e non tutti lo sono. Nel senso che certamente, come dire, spostare dei gruppi come tu sei riuscita a fare, anche molto numerosi, no? Tanto più a Venezia, con le difficoltà logistiche che sono innegabili di Venezia, ci vuole coraggio, però va fatto. Cioè, credo che la sfida è vincente, cioè puntare sul sociale, puntare sull'inclusione, devo dire che deve essere per forza il nostro traguardo, la nostra frontiera. Noi abbiamo fatto proprio nel museo delle sperimentazioni molto felici di appunto inclusività, quindi per esempio con delle visite accompagnate tattili per i non vedenti, no? O per i sordi, e quindi utilizzando il linguaggio dei segni. Devo dire che sono sempre esperienze come dire, esaltanti, purtroppo restano un po' isolate. Dovremmo avere più coraggio come dire, e metterle a sistema, no? Noi siamo dei musei pubblici, non siamo dei musei privati, quindi diciamo nella nostra mission proprio istituzionale l'inclusività c'è di necessità, per cui diciamo è senz'altro difficile, non è facile affatto, tanto più a Venezia, ma come dire, non ci possiamo rinunciare. Hai proprio ragione a sferzarci, diciamo, in questo senso, Mirella. Allora, sentiamo anche Antonio. Antonio, quello che volevo capire da lei, quanto è importante, lei ha 88 anni, ma c'è ancora, io sento nella sua voce la curiosità di sapere. Ecco, quando l'architetto Bellieni, Andrea Bellieni ha detto io la ospito volentieri, venga a trovare, lei subito ha detto sì, non ha detto no, sono troppo diversamente giovane, non ce la faccio. Lei ha subito detto che bello, perciò capite che cioè non è l'età, è la testa, è il cervello, è quello che dovete capire. Gli occhi non invecchiano magari se hai i problemi, però la mente, il cervello lavora, continua a lavorare, a creare. Antonio. Molti anziani, come li chiamate, diversamente giovani, sono ancora curiosi, vogliono sapere, vogliono informarsi, vogliono conoscere. Così sono io, ma così sono tantissime persone. E se qualcuno li aiuta, li accompagna, li porta, li va in giro. Io, appena posso, prendo un pullman, un autobus, se qualcuno mi accompagna, viene con me, e vado per esempio, vado in gita, vado a Rovigno, sto lì una settimana, e giro dappertutto. Si commuove, si emoziona, ecco l'emozione. Mi scendono le lacrime. L'emozione. Però voglio vedere, voglio sentire, voglio capire e voglio vedere i cambiamenti, voglio conoscere. Questo vale anche per i musei. A me, da ragazzo, visitare un museo era un grande piacere. Dopo la famiglia, le cose cambiano, insomma, vabbè. Però se fosse possibile ancora, se qualcuno mi aiuta, io vado a vedere il museo in compagnia con altre persone come me, ma come me sono tantissime persone che andrebbero aiutate, andrebbero a vedere, anche persone che attualmente sono nelle case di riposo. Senta Antonio, una curiosità,
Ma lei a caso per telefono arrivano mai delle mail, delle lettere, magari questi gruppi che veramente si uniscono e vanno a visitare di qua, vanno a visitare di là? Cioè tu se non sei iscritto a qualcuno o qualcosa non ti arriva niente, o sbaglio Antonio? Non ti arriva niente, no, è vero. Poi adesso non riesco più a leggere le mail, io ho ancora il computer, ho ancora la mia posta elettronica, però non riesco più a leggerla. Però sono, per esempio, sono iscritto alla famiglia rovignese, cioè la famiglia dei rovignesi, e con loro mi giostro un pochettino, se loro fanno qualsiasi gita, qualsiasi evento, io cerco di partecipare. La sede normalmente è a Trieste, ma io in qualche modo ci arrivo, qualcuno viene con me, dico bene, vieni, accompagnami, andiamo. Perciò se arrivasse qualcuno, qualche gruppo da dire Antonio vieni con noi, andiamo a visitare il museo, andiamo a visitare quel posto, lei ci andrebbe? Io sono pronto. Allora io veramente dico alle associazioni di volontariato, che sono tante, che si occupano anche di questo, perché c'è chi fa il trasporto, chi organizza questi viaggi bellissimi, che forse dovete cambiare registro, c'è qualcosa che non torna, cioè non dovete rimanere chiusi, dovete aprirvi, perché già siamo nel profondo nord. Se iniziamo anche a chiuderci nella bellezza e nella cultura, io non so dove andremo. Un'altra cosa che volevo, niente, devo andare assolutamente in pubblicità. Siamo nelle sale del Museo Correr, di fronte a un capolavoro dell'arte grafica del Cinquecento. La veduta di Venezia a volo d'uccello, incisa da Jacopo de Barbari nell'anno 1500. È la mappa di Venezia più famosa al mondo, di così alta qualità che fu pensata per molto tempo come opera di Albrecht Dürer. È invece stata realizzata da de Barbari, pittore e incisore vissuto nella seconda metà del Quattrocento e attivo tra Venezia, Germania e le Fiandre, paesi in cui lo spinge la fama ottenuta proprio grazie a questa sua straordinaria incisione, riprodotta in serie e diffusa ovunque in Europa. La qualità della veduta non è solo frutto dell'ingegno e del superbo bulino di de Barbari, ma anche della straordinaria capacità esecutiva che Venezia garantiva grazie all'alta professionalità delle maestranze che lavoravano nelle sue officine tipografiche. Questa incisione di grandi dimensioni nasce su commissione del mercante tedesco Anton Kolb. Ci vollero ben 3 anni per intagliare con un dettaglio così minuzioso e ricco di particolari la matrice fatta da 6 blocchi di legno di pero che oggi conserviamo al Museo Correr. Immediato fu invece il successo internazionale dovuto all'originalità della rappresentazione di Venezia, vista da un punto di osservazione del tutto inedito, molto in alto, a volo d'uccello. Oggi diremmo quasi una veduta. Le architetture più note e importanti saltano all'occhio con una precisione e un dettaglio che non ha uguali in quel periodo. Riconosciamo l'area di San Marco, il centro del potere politico, con il Palazzo Ducale, con la Basilica Marciana. Riconosciamo l'area commerciale di Rialto, con i suoi mercati, la sua animazione, il ponte sul Canal Grande soprattutto, che all'epoca era ancora in legno ed apribile al centro per il passaggio delle navi con alte alberature. Le grandiose basiliche gotiche di San Giovanni a Paolo e dei Frari, e poi lungo il Canal Grande tutte le facciate dei palazzi e infine verso oriente l'Arsenale con i suoi grandi cantieri sempre in attività giorno e notte. Tutto è rappresentato appunto con meticolosità assolutamente eccezionale, dove si distinguono nitidamente dettagli apparentemente marginali come le pavimentazioni, le tegole, le facciate, i camini, le calli e i campielli, gli orti, i giardini e moltissimi altri dettagli assolutamente incredibili. Quest'opera è assolutamente una testimonianza completa, insostituibile, della Venezia nell'esatto anno 1500, l'epoca dell'apogeo artistico, culturale e politico della città. Allora Antonio, come commentiamo questa visione diversa di questa mattina e soprattutto invece con lei poi volevo parlare anche di questa parola, esule. Io ho avuto degli esuli qui in trasmissione
E devo dire che quello che ha colpito di più è, come dice lei, l'emozione di parlare di quella storia, di quel periodo. Ecco, un'emozione che non si riesce a trattenere perché è più forte. Però io sono sicura che bisogna viverle queste emozioni. I ragazzi hanno bisogno di vivere le emozioni. Anche loro hanno bisogno, forse anche la storia può insegnare, la cultura e la bellezza. Prego, Antonio. Beh, adesso abbiamo visto, anzi io non l'ho visto, abbiamo visto Venezia, però io immagino di essere a Rovigno sul campanile e vedere la mia città dall'alto è come vedere la voglia d'uccello, e quando vado lì e la vedo mi commuovo, ma in modo inverosimile. Allora, racconterò un momento della mia storia. Io avevo 13 anni e i miei, d'accordo con me, hanno scelto di optare per rimanere italiani e lasciare la Jugoslavia di Tito. Quindi abbiamo optato sapendo che abbandonavamo tutto. Vabbè, io ero felice, vado in posti nuovi, vedo cose nuove, siamo ben accolti, il che non è stato, non siamo stati ben accolti o per la guerra, o per l'invidia, o per gelosia, o perché dicevano che andavamo a portare via i loro posti di lavoro. Vabbè, è stato un periodo duro, siamo stati sbattuti da una parte e dall'altra, poi ci avevano promesso tante altre cose, ci avevano promesso, questo è il governo italiano, che ci avrebbero risarcito. Vabbè, non ci hanno risarcito, ma questo era un trattato internazionale e l'Italia avrebbe dovuto risarcirsi i nostri beni che abbiamo lasciato lì, che sono serviti a pagare i danni di guerra alla Jugoslavia. Vabbè, ma comunque quando io riesco a tornare a Rovigno, lo faccio appena posso, è come ritornare bambino. I ricordi, i profumi. Io sento il profumo, ma anche del cibo. Sento, stanno facendo questo piatto, senti, vado in una calle strettissima così e senti i rumori di un tempo, i profumi di un tempo. E mi vedo con i miei coetanei che non ci sono più e sento le grida di noi bambini. Ecco, qui scendevamo di corsa, scalzi, e lì andavamo a fare il bagno. Quella era la mia spiaggetta, lì ho imparato a nuotare, è una cosa meravigliosa, commovente ma meravigliosa. Poi sento qualcuno parlare in un'altra lingua, vabbè, dico ormai sono nati qua e c'è poco da fare, ormai ci sono loro. Ma poi mi prendo e vado per le mie pinette, le spiagge, ed è una festa per me. E faccio chilometri. Allora, io sto leggendo un libro tutti i giorni, questa mattina non l'ho letto al mattino, Il leone alato, che è questo ragazzo, Leon, sì, che fin da piccolo ha questa creatività, eccolo qua, questo libro che leggo tutte le mattine, sì. E lui ama il volo. Perciò un po' alla volta capisce che il suo sogno, lo traduco in breve perché è quello di creare un aeroplano. E in effetti riuscirà a creare il più bello aeroplano che ci sia e sul più bello aeroporto che ci sia. Questa creatività che fin da piccolo lui sente. E cosa succede? Succede che chi lo supporta in questa visione futuristica è il nonno. È il nonno che ha capito l'importanza di questa visione, di questa creatività del nipote e lo aiuta, lo supporta. È il primo a regalargli la scuola di volo. Ecco, quei genitori inorriditi, ma non riescono a contrastare il nonno, non si può contrastare il nonno. Ecco, questo leone alato, io sono convinta, Antonio, che c'è ancora nei bambini, nei ragazzi, solo che bisogna cercarlo, perché come dice lei trovano tutto pronto. Come faccio a capire cosa c'è dentro di me? Se trovo questo pronto, basta solo che lo prendo e ho tutto. Cosa vorrebbe dire a questi genitori, a questi nonni? La curiosità nel bambino c'è sempre come era un tempo. I bambini vogliono conoscere, sapere e se sono aiutati dai genitori
e dai nonni, meglio, allora sì, vanno avanti. Poi intervengono altre cose, intervengono i compagni più grandi magari, interviene il telefonino, il computer, così, però se noi riusciamo a aiutare la fantasia dei ragazzi giovani, quei ragazzi diventeranno forse anche dei geni. Sono d'accordo. E bisogna dargli una mano. Sono d'accordo, Bisogna accompagnarli. lasciarli, sì, e lasciarli immaginare, vedere. La fantasia deve la fantasia, galoppare. la curiosità deve galoppare, certamente. Allora andiamo a vedere questo video bellissimo, Palazzo Reale di Venezia, e poi commentiamo con l'architetto Andrea Bellini, salutiamo gli ospiti. Andiamo a vedere. Dentro l'ala napoleonica e le procuratie nuove in piazza San Marco, all'interno del Museo Correr è giunto a compimento il recupero delle sale reali. 20 sale del Palazzo Reale di Venezia, formanti gli originari appartamenti privati utilizzati dagli esponenti di ben 3 case regnanti: Bonaparte, Asburgo, Savoia, lungo tutto l'Ottocento e fino al 1920. Una straordinaria restituzione alla città di uno degli spazi più rappresentativi della sua storia politica e culturale del XIX secolo. Uno spaccato di storia dell'arte e del costume che riporta l'area marciana alla sua identità originaria. Architetto Bellini, noi abbiamo visto la bellezza proprio al massimo, ecco, più bello di così non puoi vedere, ma soprattutto l'equilibrio della bellezza. Ecco, questo impatto che non è un impatto devastante come vediamo adesso, ma un impatto armonico. Tu ogni sala che passi c'è l'armonia, l'equilibrio della bellezza e dell'armonia. Quanto è importante è avere questo equilibrio che sta mancando a questi nuovi architetti. Ecco, adesso andiamo ad abitare nei magazzini, sono magazzini alla fine, sono cubi, entriamo nei magazzini, ma la sicurezza, ma chi se ne frega, vuoi vedere che andiamo nella luna e non possiamo fare le case più armoniose in sicurezza. E cos'è l'armonia, la bellezza, vedere dove riesci a costruire, su quale territorio, che non ci sia questi impatti devastanti come sta succedendo. Saranno anche funzionali, sicuri, ma sono di una bruttura unica. Lo dico, non so, a chi piacciono, rispetto tutti, per carità. Prego. Sì. No, beh, insomma, sei molto severa, però hai in buona parte ragione. No, nel senso che come dire, il segreto dell'armonia forse una volta era, come dire, una virtù quasi naturale, spontanea. Devo dire che noi italiani ce l'abbiamo ancora, no? In buona parte, questo senso del bello e dell'equilibrato, il modo di accostare le forme, i colori, di trovare appunto un'armonia, diciamo, generale nelle cose che costruiamo, nelle cose che fabbrichiamo, quindi dal design all'architettura. Certo, esigenze, diciamo, di razionalità costruttiva, no? Magari portano a standardizzazioni come quelle che appunto probabilmente guidano le cose brutte a cui accennava Mirella. E certo, noi abbiamo appena visto, no, le sale reali, certo, erano certamente ambienti eccezionali, no? Non a disposizione di tutti. Certamente le case comuni non erano così belle, e diciamo poi che queste creazioni che appunto costituiscono questi ambienti storici che noi andiamo a visitare nei musei, negli edifici storici, come dire, sono frutto di mani e menti un po' eccezionali, no? E quindi artisti, quindi artigiani. Ecco, le sale reali che abbiamo visto sono una grande creazione
come dire, si è sviluppata così a lungo nel tempo, dall'inizio dell'Ottocento fin verso la fine del secolo, certamente presieduta da artisti, ma poi realizzata da sapientissimi artigiani, quindi tappezzieri, falegnami, decoratori, stuccatori, terrazzieri per i pavimenti, e quindi diciamo delle professionalità dove l'equilibrio, la sapienza era, come dire, un qualcosa di assolutamente innato, magari appunto ricevuto in eredità dai nonni, dai padri, che facevano questo identico mestiere e che poi è stato portato avanti dai figli e magari trasmesso ai figli dei figli. Ecco, quindi diciamo una sapienza artigianale, un qualcosa, è appunto la grande come dire, virtù italiana, no? Il Made in Italy esiste ed è un qualcosa che ci arriva veramente da lontano e che fortunatamente ancora, nonostante tutto, nonostante appunto la globalizzazione, la standardizzazione che c'è, esiste. Pensate che noi questi restauri che abbiamo realizzato recentemente a Palazzo Reale di Venezia, appunto, per realizzare appunto questo restauro abbiamo potuto ancora attingere a queste sapienze artigianali, che sono esattamente le stesse che furono utilizzate 150 anni fa per la costruzione, per realizzazione. Quindi fortunatamente a Venezia, appunto, nonostante tutto, ci sono ancora queste professionalità, questi tappezzieri, questi falegnami, questi decoratori, no? Capaci di questa sapienza assolutamente antica ed eccezionale. Ecco, quindi diciamo che è una virtù che è tutta italiana, tutta nostra, vorrei dire in questo caso particolare che abbiamo visto tutta veneziana, che va preservata da come dire, da tanti elementi, da tanti fattori che fanno parte appunto della modernità e della globalizzazione, che si frappongono, diciamo, a questa continuità, no? I costi, ma anche, come dire, forse la così non facile trasmissibilità, no? Una volta era naturale che il figlio facesse e portasse avanti l'attività artigianale del padre. Oggi sappiamo che non è così, però devo anche dire che molti giovani, riallacciandomi a quanto si diceva prima, tornano a valorizzare e a rendersi protagonisti di queste attività eminentemente manuali. No? Quindi insomma non è vero proprio che i giovani sono tutti, come dire, app dipendenti e chini sui telefonini. C'è anche chi esercita proprio la qualità del lavoro manuale e anche del lavoro artistico. Io Sai, architetto, l'altro giorno ho avuto proprio ospite Dall'Osto, che è un maestro mascheraio di Venezia, uno dei pochi rimasti, e lui mi ha detto: vieni nella mia bottega perché io ti farò parlare e intervisterai questi ragazzi che lavorano con me, che hanno questa voglia di imparare, perché bisogna, come hai detto giustamente tu architetto, bisogna preservare. Li abbiamo i ragazzi, il problema è che non li andiamo a prendere, e quelli che riescono a capire invece l'importanza di questi ragazzi che ci sono, riescono a prenderli, e loro hanno voglia di imparare, hanno voglia di... C'è il problema, c'è il problema dell'apprendistato, hai capito? C'è il problema del lavoro, del costo del lavoro, e comunque voglio dire c'è una propensione, diciamo, no? E appunto chi lavora appunto presso le botteghe artigiane di Venezia, che fortunatamente sono ancora tante e ben attive, molti anche stranieri che arrivano proprio con grande disponibilità in Italia, a Venezia in particolare, si applicano a arti come quelle che hai detto, quelle della cartapesta, ma al vetro, dove chiaramente parliamo di un brand assolutamente mondiale, il vetro di Murano, purtroppo in crisi, sappiamo anche perché, però diciamo che sono tutte luci di speranza. Maestri d'ascia, ne abbiamo di tutti e di più. Allora, visto che il tempo è terminato, Antonio, come chiudiamo? Cosa vuole lei? Un maestro, ad esempio, un creatore? Ecco, cosa vuole dire?
quello che ha detto l'architetto va benissimo, è giusto, ci sono i giovani che vorrebbero fare, che potrebbero fare, però bisogna anche aiutarli economicamente, perché un giovane non può, a un certo punto vede gli altri amici che guadagnano, fanno un lavoro completamente diverso, ma anche lui ha una ragazza, un'amorosa, bisogna fare in modo che la società lo aiuti economicamente. Questo non solo indirizzarlo, ma anche dirgli, beh, ti do uno stipendio, ti do qualcosa, intanto tu impara che poi avrai una strada, probabilmente se saprai fare avrai una strada buona per andare avanti, ma adesso ti do una paga che ti faccia vivere dignitosamente. Dignitosa, sì. È la parola giusta. Io ringrazio l'architetto Andrea Bellieni, direttore responsabile del Museo Correr di Venezia, grazie di essere stato con noi, grazie architetto. Saluto e ringrazio Antonio Ispiro, grazie di essere stato questo veramente creatore, ecco, che aveva la macchina, ecco, questa macchina, questo strumento nella sua mente, nella sua fantasia. Tu dimmi cosa vuoi e io te lo faccio. Non c'è nessun problema quando hai la creatività abbinata alla fantasia. Grazie, grazie, complimenti per i suoi 88 anni. Vuole salutarci con qualche messaggio? Cosa vuole dirci? Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto Mirella, che è sempre gentile, ti mette a tuo agio. Ecco, grazie a tutti. E se capiterà un'altra volta, se sarò ancora in gamba, almeno come adesso, verrò più che volentieri. Grazie. E deve andare a visitare il museo, mi raccomando. L'aspetto assolutamente. Sì. Ecco, sono passati 70 anni dall'ultima volta che l'ho visto, quindi ne avevo di troppo. Ma lo troverà un po' cambiato, ma troverà anche qualcosa che ricorderà della sua antica visita. Ecco. E volevo dire, Mirella, se posso, prego Andrea, che in tutti i musei civici veneziani i veneziani, ma anche i nativi di Venezia, entrano gratuitamente. Pensate. Quindi, diciamo, forse tutti i veneziani qualcuno ancora non lo sa, no? E quindi ne può approfittare. Hai fatto bene a dirlo, perché sono convinta che invece di andare alle Maldive qualcuno, anche dei veneziani, potrebbe capire la bellezza che ha a 2 passi dal portone di casa. E poi posso aggiungere l'ultima cosa, al Museo Correr, anche in altri musei, a Carezzonico, al Palazzo Ducale, si può venire anche solo per un caffè, no? E magari godere appunto dell'ambiente. Abbiamo le caffetterie, posso dirlo, le caffetterie più belle del mondo. Avete capito? E dove si entra senza biglietto, naturalmente, si entra direttamente. La nostra è affacciata su Piazza San Marco, non dico altro. Pensate. Bellissimo, grazie anche per queste informazioni che ha dato l'architetto Andrea Bellieni, grazie veramente. Pubblicità. Bene. Adesso invece parleremo di un'altra fragilità, che sono le guerre. Questa guerra che veramente abbiamo anche a 2 passi da casa e che veramente preoccupa molto, soprattutto questo drone che è caduto in Romania, perciò capite bene che non siamo per niente tranquilli. Ne parleremo con Simone Padoan, esperto di relazioni internazionali. La ringrazio, Padoan, di essere qui con noi. Allora, dottor Padoan, cosa ci racconta? Com'è questa storia, questa tattica? Un drone qua, un drone di là, un drone su, un drone giù, e noi con la FIFA che qua sta succedendo qualcosa, o il sistema si è deteriorato da una politica senza senso, sconnessa, che fa paura, con strumenti che hanno in mano, che non sono in grado di capire la strategia quale sarà, Padoan? È una situazione che, come dici, si è deteriorata nel tempo per il semplice fatto che, in questo caso, la Russia, quando opera i suoi attacchi in territorio ucraino, non sta, tra virgolette, molto attenta a vedere esattamente dove cadono le sue armi. Qualche volta cadono in Polonia, qualche volta adesso è caduta in Romania. Perché succedono cose di questo genere? Beh, siamo in un teatro di guerra, quindi le armi possono anche sfuggire il controllo, ma l'attenzione è più bassa perché ovviamente ci si aspetta che non ci siano ritorsioni per queste piccole provocazioni che avvengono. È un modo un po' anche di saggiare
la reazione opposta, più che militare, di natura politica, perché sono piccole azioni che dal punto di vista militare non cambiano nulla, dal punto di vista politico invece cambiano, perché la risposta che viene data evidenzia coesione oppure no della controparte, in una situazione in cui la NATO in questo momento mostra qualche problemino di coesione dovuto soprattutto al fatto che il rapporto tra Europa e Stati Uniti non è più quello di un tempo. E quindi di fatto tutta questa guerra, per come è iniziata, è nata in un momento in cui dal punto di vista politico c'era debolezza di relazioni tra Europa e Stati Uniti, una debolezza che è stata portata con il primo Trump, che con Biden non è stata messa in discussione, però non è stato fatto nemmeno un'operazione di ripristino di quello che c'era prima, e quindi di fatto poi era una situazione in cui l'Europa appariva debole anche per effetto della Brexit, quindi un sistema che sembrava in fase di disgregazione più che di unificazione e coerenza compatta al suo interno. E quindi, dato questo, dato la situazione economica mondiale che aveva visto la Russia sostanzialmente scomparsa dal teatro mondiale economico e relegata all'irrilevanza rispetto alla Cina e alla stessa Europa, la Russia ha trovato questo modo per ritrovare un proprio spazio. La risposta è stata di un'Europa che è diventata sicuramente più coesa, ma il Trump 2 ha reso meno efficace il deterrente militare. È stato uno sbaglio, secondo lei, Padoan, quello di Clinton di non far entrare Putin nel sistema veramente europeo? Allora, intanto per cominciare, la Russia non ha mai voluto entrare dentro al sistema europeo, la Russia ha valutato l'opportunità di entrare nella NATO nel passaggio tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Non è stato Clinton a tenere fuori la Russia, è stato Putin a non voler entrare, perché sarebbe dovuto entrare in una posizione subordinata agli Stati Uniti e Putin non accettava la situazione di una subordinazione. Clinton gli ha detto sì, però ci siamo noi. Esatto. Quindi di fatto la porta era aperta, ma la situazione politica ed economica della Russia in quel momento, che comunque stava crescendo, stava cercando una propria nuova identità, aveva avuto delle difficoltà politiche interne, perché il rischio grosso che c'era stato con Yeltsin era stato quello di una frammentazione del sistema perfino all'interno della federazione, quindi persa l'Unione Sovietica, ma all'interno della federazione, quella che noi chiamiamo Russia vera e propria, che è una federazione, c'era anche lì un rischio di frammentazione. E questo ha portato al potere Putin, perché Putin era l'uomo che era in grado di tenere insieme il sistema, e quindi gli è stata data un'autorità che Yeltsin non aveva. E c'è stato un periodo, diciamo, di crescita economica forte, che quindi ha sostenuto anche dal punto di vista del consenso interno questo tipo di politiche. Quindi lui era uomo forte in quel momento lì e non poteva accettare una posizione subordinata, ed è andata avanti per la sua strada, insomma. Quindi la posizione della Russia poi nei confronti dell'Europa nel corso del tempo è stato quello di partner, perché in pratica da quel momento in poi fino al 2011, ma anche fino al 2018-2019, nonostante i fatti del 2014, l'invasione della Crimea, c'era un sistema economico che legava l'Europa alla Russia, alla Cina e al resto del mondo, ed era regolato fondamentalmente da un sistema tedesco che prelevava risorse, materie prime ed energia dalla Russia, anche semilavorati tecnologici, li trasformava e poi creava un sistema di mercato globale. E ricordiamoci che fino al 2018-2019 la Germania era l'unico paese industrializzato che aveva un saldo di bilancio attivo nei confronti della Cina, cioè vendeva di più alla Cina di quello che comprava, no? Quindi di fatto c'era un sistema economico che funzionava. Ma evidentemente questo sistema economico non era sufficiente per la Russia, soprattutto dal 2011 in poi, perché nel 2011 quello che è successo è che l'asse economico mondiale si è spostato dall'Atlantico al Pacifico, cioè
il PIL dei paesi che si affacciano al Pacifico ha superato in maniera stabile e permanente il PIL dei paesi che si affacciano sull'Atlantico. Quindi questo ha ridisegnato la geografia e politica economica mondiale. Allora adesso l'America è in sofferenza, dicono che la Russia sia in sofferenza, l'Ucraina lo stesso, ma chi è che fa banco allora? La Cina? La Cina sta facendo cappotto in questo periodo perché senza fare niente si dimostra essere il paese più stabile dal punto di vista politico a livello internazionale, perché è il paese che a differenza di Trump è quello che ha la seconda economia mondiale, è quello che difende il multilateralismo. Il multilateralismo è quella forma politica in cui tutti i paesi insieme cercano di decidere qualcosa nelle sedi deputate, che sono l'ONU, che sono le varie convenzioni che si trovano tra vari schemi di paesi, e per esempio, banale ma comunque importante, tutto quello che riguarda il cambiamento climatico, no? Quindi l'agenda 2030 da una parte per la sostenibilità e l'accordo di Parigi dall'altra parte per il clima vero e proprio. Gli Stati Uniti si sono ritirati prima dall'accordo sul clima, adesso si stanno ritirando da tutta una serie di altri organismi internazionali, invece la Cina continua a promuoverli come strumento prioritario per un equilibrio mondiale. La Cina si è messa a capo del G77, che è il raggruppamento dei paesi del sud del mondo. Infatti adesso non si chiama più G77, si chiama G77+1 perché è la Cina, no? Quindi di fatto la Cina sta dimostrando la pazienza cinese e quindi senza fare nulla, senza reagire, e lascia che il nemico passi. Esatto. Senta Padoan, ma se per caso, facciamo un'ipotesi, Trump dovesse perdere a novembre queste elezioni, perché non è mica semplice la questione? È uno scenario da paura, nel senso già Trump ci ha abituati ad una discreta imprevedibilità. Il timore che perda le elezioni di medio termine è fondato perché di fatto dal punto di vista delle politiche interne la popolazione statunitense non è contenta di come sono andate le cose. L'economia non è migliorata come doveva migliorare, anzi è peggiorata. Pochi ricchi sono diventati sempre più ricchi e gli altri... Questo diciamo fa parte del sistema americano, è uno dei punti forti del sistema americano, quello di poter far soldi, no? Ma il punto fondamentale è che quella che viene chiamata affordability, cioè quello che tu puoi pagare, che ha un indice che è diverso rispetto a quello dell'inflazione, perché l'inflazione diciamo è sotto controllo negli Stati Uniti, perché dentro l'inflazione dentro la paniera dell'inflazione ci sono degli elementi tipo ad esempio i carburanti che siccome sono sostanzialmente autonomi rimangono costanti nel prezzo. Però l'affordability è il paniere dei generi alimentari per esempio, a partire da problemi strutturali come il prezzo delle uova, che negli Stati Uniti hanno dei prezzi esorbitanti, a tutta una serie di altri elementi. Gli Stati Uniti vedono le famiglie in difficoltà sulla spesa. La fermo un secondo Padoan perché abbiamo Piero da Treviso. Ciao Piero. Ciao Mirella, ciao Mirella. Volevo chiedere una piccola informazione al vostro esperto là. E cosa ne pensa delle sanzioni che l'Europa continua ad inviare? Adesso ho sentito ieri per televisione nazionale che c'è un nuovo pacchetto di sanzioni che andrà. Sono 20 ormai i pacchetti di sanzioni dell'Europa contro la Russia. Cosa ne pensa? Secondo me non hanno fatto niente altro, addirittura forse un autogol perché sono tornate in Europa le sanzioni a noi europei. Vostro parere, grazie. Grazie a te Piero, grazie. Prego Padoan. Allora, le sanzioni sono necessarie, non sono... Fondamentalmente le sanzioni si può dire sono state troppo morbide finora. Dovevano essere decisamente più dure se si voleva una reazione più incisiva. Qual è la funzione delle sanzioni? Sono uno strumento diplomatico alternativo alla guerra. Quindi o si entra in guerra con le armi vere o si fanno le sanzioni. Perché si entra in guerra con la Russia? Perché la Russia è entrata in guerra con cosa? Con un sistema che è un sistema europeo. Il tentativo di annessione della Russia di prendersi l'Ucraina come proprio territorio in realtà nascondono non soltanto una rivendicazione territoriale inesistente, perché l'Ucraina è uno Stato con una propria sovranità consolidata nel tempo, ma anche perché c'era un sistema economico strutturato che vedeva l'Ucraina come fornitore dell'Europa di materie prime, di energia e anche di componenti tecnologiche
tecnologiche, una parte per esempio del settore automotive è imperniato sull'Ucraina, una parte del settore aerospaziale è imperniato sull'Ucraina. Quindi di fatto la reazione dell'Europa è stata quella delle sanzioni, perché o si andava in guerra, ma la guerra non era giustificabile sul diritto perché di fatto non era stata attaccata la NATO, e la difesa europea è la difesa della NATO perché c'è coincidenza tra le due cose, o si facevano le sanzioni. Le sanzioni puntano a rendere troppo costosa la guerra all'aggressore. Lo indeboliscono. Qual è il momento in cui l'aggressore decide di sedersi al tavolo e trovare una soluzione diplomatica? Quando le altre opzioni che ha messo in campo sono troppo costose, in termini di soldi, in termini di consenso, in termini di capacità di mantenere a bada le varie correnti che ha sotto, eccetera. Quindi queste sanzioni in realtà non è che non hanno fatto niente, hanno fatto quello che dovevano fare. Avrebbero dovuto essere probabilmente più dure se ci fosse stata anche una sponda alleata da parte statunitense che non c'è stata da quella del Trump 2. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Trieste su questo convegno supporto e Medio Oriente. Andiamo a sentire. È sempre questo il problema, che verrà, come dire, l'impatto in tutti quelli che sono i centri logistici come Trieste, infatti, e il problema è che non si riprenderà subito dopo la possibile risoluzione del conflitto, che è la cosa più grave. È l'analisi sulla guerra in Medio Oriente e le sue conseguenze anche per tutta l'Europa, illustrata da Alessia Melkanji, politologa e docente di storia contemporanea del Medio Oriente e dell'Africa alla Sapienza di Roma. Per la docente, intervenuta al convegno sulla portualità in un quadro internazionale di crisi alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, più si allunga la guerra, più avremo conseguenze economiche e energetiche, anche legate alle catene di approvvigionamento. Bisogna passare appunto per la riapertura di Hormuz, bisogna passare per lo sminamento per riuscire a comprendere quante navi potranno passare al giorno e per riprendere, come dire, la stabilità che c'era prima. Quindi l'impatto a catena è su tutti i porti, su tutti i centri logistici. L'appuntamento di oggi in Camera di Commercio è il primo dei 4 focus che porteranno al Festival del Cambiamento di ottobre, tema centrale: energie. Andiamo appunto a analizzare i costi dei carburanti che siamo partiti da 1,44 € per arrivare oggi a 2,20 € o un poco meno di 2 € con il ribasso delle accise. È un tema che ci riguarda tutti, riguarda il porto di Trieste in particolare, ma riguarda tutto il mondo. Vediamo che il problema non è solo per noi, l'Europa sta pagando caro questo, i costi sono aumentati in ogni settore economico e questo va un po' a sacrificare lo sviluppo che abbiamo avuto o la voglia di investire delle imprese che si trovano davanti a costi importanti che non possono essere riversati tutti sull'utente finale, per cui l'impresa fa meno guadagni, comunque noi paghiamo di più tutto e non abbiamo più le risorse per fare sviluppo e questo è un danno enorme. Allora, come commentiamo Padoan? Ecco, questo Trieste non è un porto logistico, è un porto importante, come commenta? La paura che hanno questi operatori che abbiamo sentito, la politologa è stata molto chiara. Ci sono diversi strati da questo punto di vista, dal punto della logistica globale, che si sono accavallati nel corso di questi 20 anni. Soprattutto poi diciamo il Covid ha dato una buona spinta verso il completamento di un percorso dei grandi operatori internazionali che hanno deciso di riorganizzare la logistica navale in un modello che si chiama Hub and Spoke. Il porto Hub è un porto che fa da collegamento ad altri porti Hub, quindi sono i porti principali, da cui si irradia lo stock è la gamba della ruota del carro, che sono porti che non sono direttamente collegati alle principali direttrici, ma si devono collegare ai porti Hub. Quindi nascono questi megaporti o vengono consolidati questi megaporti dove entrano navi da 20.000 TEU in su, cioè sono navi ultra enormi che non possono viaggiare in mari ristretti e di conseguenza tutti gli altri porti poi sono legati a questi porti hub tramite delle navi più piccole che possono entrare nelle loro acque. Trieste è collegato ad alcune di queste direttrici, quindi diciamo è un hub.
È un hub all'interno del Mediterraneo, non è decisamente il principale hub del Mediterraneo né è il principale hub europeo. Ha un ruolo per quanto riguarda il trasporto dei container perché è un hub di tipo ferroviario, cioè lo stesso porto ha investito per trasbordare i container direttamente sul treno e questi treni poi invece vanno verso l'Europa centrale fondamentalmente, è il motivo per cui Tramite ferrovia. Tramite ferrovia, è il motivo per cui l'interporto di Trieste è partecipato dal porto di Amburgo come proprietà. Quindi diciamo Trieste gioca un ruolo di rilevanza europea e nazionale, è porto di riferimento per l'Ungheria per esempio, un terminal è stato finanziato dall'Ungheria proprio per questo motivo, però diciamo che dal punto di vista della logistica globale è comunque un porto periferico. Come lo è un po' tutta l'Italia, come porto periferico ci sono altri porti europei su cui transita la maggior parte della merce che arriva in Europa. Ci sono altri porti di dimensione un po' più piccola che hanno una rilevanza per quanto riguarda le rinfuse e le materie energetiche, per esempio Ravenna, in parte anche Porto Marghera. Porto Marghera potrebbe giocare un ruolo ancora maggiore, lo stesso porto di Trieste, che ricevono gas, ricevono petrolio, ricevono anche altre materie. Da dove le ricevono? Le ricevono da un bacino, mentre la grande logistica cerca di collegare l'Asia, l'America, l'Europa, questi porti ricevono soprattutto dall'Asia vicina, dall'Africa e dal bacino del Mediterraneo e interagiscono con questo territorio. Ecco che per i nostri porti la crisi che c'è in Medio Oriente è determinante. Questa crisi in Medio Oriente però che si sta spostando molto in là, i giorni passano, i mesi passano, gli anni passano, e veramente l'industria, ma io ho associazioni di categoria, sono tutti molto preoccupati, ecco, perché i dazi, perché le guerre, perché tutto rallentano quello che è il sistema economico. Già eravamo presi male e adesso noi come facciamo? Oltretutto se si tiene presente che non è che siamo proprio dei punti di riferimento, come sta spiegando bene Padoan, è da avere un po' di problemi, o sbaglio? Allora, ci sono dei problemi strutturali che sono legati alla dipendenza dal petrolio. La maggior parte del petrolio che noi abbiamo in Italia, in Europa, proviene da lì, passa per di là. La guerra che è stata avviata dagli Stati Uniti in maniera unilaterale, senza aver avvisato gli alleati, è una guerra che non conduce da nessuna parte, lo vediamo anche in questi giorni. Ieri sera doveva essere presa la decisione decisiva, 2 ore di grande meeting per avere la decisione definitiva sull'Iran e non è stato deciso nulla, e il motivo è che questa guerra o va oltre a quello che è stato fatto finora, perché dal punto di vista navale l'Iran ha la dominanza strategica del passaggio. Spingere le navi più in là significa esporre un rischio all'affondamento delle navi statunitensi. I bombardamenti aerei non sono sufficienti, l'invasione di terra supera una linea rossa dove lì sì si crea un'instabilità globale gravissima, perché un'invasione di terra dell'Iran potrebbe oggettivamente attivare una risposta militare Russia e Cina. Però, se succedesse l'irreparabile, la Cina cosa ci guadagnerebbe? Perché alla fine poi, dove vai tu a vendere, a produrre, a fare? Cosa fai? Non ci guadagna nemmeno a rimanere passiva e quindi lì si impone una scelta. Allora, cosa ha fatto la Cina nei decenni scorsi per cercare di creare un sistema a lei favorevole? Ha cominciato per esempio con la Belt and Road, con questo grande progetto diciamo, chiamiamolo eurasiatico. Il progetto eurasiatico originario era russo, era tedesco, del Reich, poi è diventato russo e adesso è diventato cinese, ma ha cominciato a farlo dal punto di vista degli investimenti logistici, quindi di fatto era il collegamento dell'Europa alla Cina tramite 2 vie, una via di terra tramite il sistema ferroviario, una via d'acqua tramite le rotte navali. La via di terra vedeva l'attraversamento, la via più
lineare, più facile e più efficace dal punto di vista economico passa attraverso l'Iran, entra in Turchia e dalla Turchia entra in Europa. E quindi diciamo il partenariato tra la Cina e l'Iran è un partenariato strategico dal punto di vista cinese. Fermo Padoan perché abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno per gli ospiti. Allora Mirella, perché io se ammazzo qualcuno non vado più in galera? Al contrario della legge che è uguale per tutti, che è scritto in tribunale, ma questi capi di Stato guerrieri, sono guerrieri quelli là, assassini? Che noi mandiamo milioni di euro per ammazzare la gente, hanno stravolto la giustizia, che devo scrivere, puoi ammazzare liberamente, tranquillo, non ti tocca niente, non ti succede niente, ma stiamo scherzando? Una volta chi ammazzava qualcuno andava in galera, adesso questi capi di Stato che ammazzano milioni e milioni di persone per un pezzo di terreno che non è neanche loro, non è loro il terreno, è di tutto il mondo, noi dobbiamo anche mandare milioni e milioni di euro, di dollari per fare la guerra, per ammazzare? Ma nessuno fa niente, Mirella, nessuno fa niente. Stanno ammazzando tutti quanti, ci stanno ammazzando tutti. Questo voglio dire, sono stanca di dirlo Mirella, sai che lo dico quasi tutti i giorni, vi saluto. Grazie Giusy, prego Padoan. C'è una risposta diretta a questa domanda che è una domanda che arriva sovente. All'interno di uno Stato, lo Stato ha il monopolio della forza. Tutti gli Stati moderni che esistono dall'illuminismo in poi, lo Stato è un'entità che ha questa caratteristica, il monopolio della forza. Aggiungici lo Stato di diritto, cioè la legge, significa che lo Stato ha il potere di far valere la legge. Quindi se tu ammazzi qualcuno e lo Stato tramite un processo ti giudica colpevole, allora ti dà una pena e ti obbliga a scontare la pena. A livello internazionale non esiste un governo mondiale, non esiste uno Stato di diritto mondiale con una polizia mondiale che ti faccia rispettare e che abbia monopolio della forza. Che cosa c'è a livello mondiale? C'è un contesto in cui le diverse nazioni comunicano tra di loro per cercare di capire insieme come reagire alle situazioni. L'organo principale che è stato identificato è l'ONU, che non è un governo, non ha le caratteristiche di un governo, è un consesso, cioè una riunione dove questi paesi comunicano tra di loro e quando trovano la quadra fanno un trattato. Cosa dicono i trattati? La Convenzione di Vienna che identifica cosa sono i trattati, eccetera. Dicono che tu ti devi comportare in un certo tipo di modo, tu che decidi di avvallare la... Se non ti comporti in questo modo, gli altri paesi prima ti sanzionano, quindi l'effetto giuridico delle sanzioni parte da questo aspetto, quello dei trattati, ed eventualmente ci sono delle alleanze che, a seconda di come sono le loro carte istitutive, possono reagire dal punto di vista militare oppure no. Quindi di fatto, diciamo, i milioni, noi i miliardi anche di euro o di dollari li mandiamo per finanziare questa o quella guerra in risposta a, perché c'è un consesso di paesi che insieme prima sanzionano e poi reagiscono. Ed è il motivo per cui l'aggressione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran non segue il diritto internazionale, perché è stata un'aggressione che calpestato poi è stata unilaterale. È stato calpestato, è stata un'azione unilaterale che poteva essere preparata come è stata preparata per l'Iraq, perché c'era un contesto, c'era anche un diritto internazionale che permetteva di fare determinate azioni. Contestabile, c'è chi era d'accordo, chi non era d'accordo, ma c'era una strategia, c'era un consesso e c'era una non opposizione da parte di qualcuno che avrebbe invece potuto opporsi molto di più. Cioè, con l'Iran è stata una cosa improvvisa, unilaterale, ha calpestato completamente il diritto internazionale e questo è un aspetto, ma ci sono altri teatri di guerra in questo momento in cui anche lì il diritto internazionale è stato messo in discussione sempre per via di azioni unilaterali, quindi ogni volta che c'è una perdita del sistema multilaterale succedono
guerre di questo genere. Allora, mi domando, Padoan, scusa, ma se allora abbiamo fatto questi trattati per arrivare a un diritto internazionale, se dopo qualcuno si sveglia al mattino e fa quello che vuole, e allora io mi domando, ecco, cosa valgono questi trattati, queste firme, sono firme importanti, come mai si riesce a calpestare, ecco, questo diritto internazionale? Stiamo parlando di un diritto, tu hai il dovere di rispettare, poi parliamo sempre di diritti e doveri, ma tu hai il dovere di rispettare il diritto internazionale, ci sono i trattati, ci sono le firme. Questo è il punto. L'ONU è stato costituito alla fine della Seconda Guerra Mondiale con l'obiettivo che situazioni come quelle che hanno portato alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale non si debbano più ripetere. Quindi l'obiettivo dell'ONU era proprio quello di creare un sistema della protezione delle generazioni a venire, è scritto proprio nella Carta Costitutiva, dove le nazioni comunicano tra di loro per prevenire situazioni di quel tipo là. Fermo Padovan perché abbiamo Mara da Badia Polesine. Vai Mara. Dunque, io metto al viva voce perché... Prego, prego. Dunque io volevo sentire, con queste guerre tutte attorno, che c'è stato un caldo micidiale in questi giorni, non è che questo caldo arrivi anche di più, perché l'inquinamento c'è, e anche le guerre, se non le fermiamo, il nostro mondo va per aria, ma questo vale per tutti, non facciamo niente per difendere il nostro mondo e i nostri figli e i nipoti. Secondo me dobbiamo intervenire tutti, non lasciare che uccidano gente, e ci stiamo rimettendo tutti. Grazie Mara, è molto vero quello che sta dicendo Mara, perché poi alla fine chi è che paga la conseguenza delle guerre? Lo pagano tutti. Allora, proprio questo, l'ONU è stata costituita con questo scopo, i trattati che vengono costituiti nel corso del tempo hanno questi obiettivi, cioè quello di soprattutto quello di un ordine, di una pace mondiale, non di un ordine, di una pace mondiale, e poi nel tempo sono state attivate sotto organi dell'ONU, ciascuno dei quali cerca di aiutare un consenso internazionale per lo sviluppo economico, per l'equilibrio sociale, per il cambiamento climatico e via discorrendo. Che cosa è stato fatto? In realtà è stato fatto molto, perché alla fine, a partire soprattutto dagli anni 80 in poi, abbiamo visto che si è arrivati alla Convenzione sul clima, dalla Convenzione del clima poi sono nati una serie di accordi, tra cui quello del 2015, l'accordo di Parigi, che è l'accordo mondiale sul clima. C'è stata prima l'agenda 2021, poi l'agenda 2030, quindi è la strategia globale per uno sviluppo sostenibile. E quali sono gli assi dell'agenda 2030? C'è l'ambiente, c'è la società, c'è l'economia, c'è la pace. La pace è uno degli assi portanti dell'agenda 2030. Però c'è. Nella realtà però mi sembra che andiamo dall'altra parte. Fermo Padoan perché abbiamo Nadia da Treviso. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere Mirella se potevi invitare uno che se ne intende di assicurazioni, perché non ho mai sentito parlare fino adesso. Mio figlio ha cambiato la macchina perché quella vecchia ormai non andava più e ha preso una di occasione. Praticamente l'assicurazione dell'altra macchina non si può più integrare su quella nuova, bisogna fare un contratto nuovo. Ma se io ho pagato fino a dicembre perdo quei soldi. Sì. Ma che cosa stanno facendo? Si è trovato davanti all'assicurazione con questo problema che bisogna ripagare e rifare tutto. Bisogna fare un contratto nuovo e partire sì. Parti dalla classe dove sei, però devi fare un contratto nuovo. Sì. I soldi che ho pagato precedentemente, quelli sono persi, ma non è giusto. Nadia, se mi vuoi dire cosa c'è di giusto, visto l'assegno che ho fatto vedere anche questa mattina, che poi rivedrete. Ma non c'è niente di giusto, Mirella. Esatto, adesso non si sente più parlare di benzina
quasi a 2 euro al litro e devono andare a lavorare. Con 20 euro fai appena un quarto di serbatoio. Ma insomma, si devono fare i scioperi per queste cose e bloccare tutto. Allora sì che forse faremo qualcosa. Infatti al Brennero stanno bloccando tutto. Finché blateriamo solo non si fa niente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadi, infatti le conseguenze le paghiamo tutti, dopo le pagano le popolazioni, questa è la verità. Sempre in ogni caso la paga Esatto. la popolazione, no? E allora è proprio questo, il consenso internazionale nasce con l'idea di riuscire a regolare queste cose. È per questo che è particolarmente grave quando uno dei paesi che sono anche fondatori del sistema internazionale del multilateralismo recede dal multilateralismo e diventa un paese multilaterale, unilaterale come gli Stati Uniti. Quindi la debolezza che noi abbiamo in questo momento la paghiamo in Europa per due motivi. Uno, un'Europa ancora poco integrata politicamente, dal punto di vista politico, quindi di fatto diciamo, c'è una scelta da fare, andare verso un vero e proprio modello federativo, perché da soli non ce la possiamo fare, perché lo vediamo tutti i giorni, la situazione è tale per cui nessuna delle medie potenze dell'Europa da sola ce la può fare in nessun modo. E dall'altra parte il problema di questi Stati Uniti che stanno adottando delle politiche che sono le stesse politiche che avevano negli anni 30 e che non hanno portato molta fortuna al mondo dell'epoca e non stanno portando fortuna a questo mondo, e anche lì bisogna capire che cosa succederà da novembre in poi. Un'altra cosa però che giustamente dice Nadia, il problema è che la gente deve vivere o sopravvivere. Il prezzo della benzina, del gas, adesso è estate ma poi arriverà l'autunno, arriverà l'inverno, qui se non si mettono d'accordo diventerà una tragedia, perché noi, non so se qualcuno riesce a capire, ecco, proprio la sproporzione che c'è tra il ricco e il povero, cominciamo a sentirla anche noi, perché giustamente Nadia dice come vado a lavorare se con 20 euro non riesco neanche a riuscire ad arrivare a casa la sera, cosa si fa? Poi abbiamo le elezioni il prossimo anno, Padoan, non si sa come andrà a finire. Ecco, l'Europa non si sa cosa deciderà, perché basta che uno dica di no, salta il banco. Io non riesco mica a capire dove qualcuno vuole andare a parare, eppure ce ne sarebbe per tutti e dappertutto, o sbaglio Padoan? Questa ricerca sempre, l'ossessione di diventare sempre più potente, perché poi alla fine è questo il discorso, è sempre più forte, ma alla fine tu sai che prima o dopo passerai, non è che rimani là in eterno, però il problema è che l'eterno poi rimane alla popolazione che dovrà ricostruire quelli che rimarranno e rimettere in gioco tutto quanto. Beh, ribaltiamo un po' l'ottica. Per millenni la popolazione mondiale ha vissuto in guerra, cioè nel senso la sovranità non apparteneva al popolo, la sovranità apparteneva ad altre realtà, a seconda del posto, luogo, la famiglia nobiliare, il re, l'imperatore e via discorrendo. Quindi la popolazione è sempre stata soggetta a meccanismi economici e di potere tali per cui altri decidevano se andare in guerra oppure no, e la guerra è sempre stato lo strumento più facile per conquistare risorse, conquistare mercati e via discorrendo. Nel 1800 il più grande sistema economico mondiale era l'impero britannico, che ha inventato il mercato globale, e l'ha inventato perché aveva le cannoniere, le corazzate che gli permettevano di difendere il mercato globale, quindi di fatto aveva quel tipo e come era fatto? Era sì un sistema economico, ma faceva le colonie da cui poi andava a prendere le risorse. Ecco la fine della seconda guerra mondiale che c'è stata una diffusione della democrazia come la intendiamo noi. Quindi in realtà ci troviamo in una situazione in cui abbiamo prima conquistato sovranità come popolo, abbiamo conquistato sovranità in determinate zone del mondo, non in tutte. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo fatto la nostra parte prima, abbiamo avallato dittature, è tutto un processo storico, no? Sono inutile ripercorrerlo tutto adesso, però quello che voglio dire è che questa partecipazione della diretta o quasi diretta della popolazione alla vita quotidiana e alle decisioni della vita quotidiana è una cosa sostanzialmente recente.
e nel corso del tempo un po' l'abbiamo data per scontata. No, lo vediamo anche con la partecipazione che c'è del pubblico non soltanto alle elezioni ma anche al dibattito politico. Una cosa lontana e distante. Perché abbiamo Giulia da Venezia. Giulia, dove sei sparita che non ti ho più sentito? Ero anche preoccupata. Mirella cara, ciao, hai ragione. Ma cosa vuoi Mirella? Ho dovuto andare tanto avanti e indietro per le immaginavo. le visite, le terapie. E però dicevo sempre adesso chiamo la Mirella per salutarla, non preoccuparti. Ecco, mi fa piacere, guarda, veramente. Che ti avevo in mente tanto Mirella cara. Allora Mirella, io volevo dire una cosa, guarda Mirella, sto anche abbastanza calma stamattina perché tanto non vale la pena arrabbiarsi per certe... Allora Mirella, gli insulti del Papa, pensa con che gente abbiamo a che fare, con dittatori. E poi Mirella, quelle povere persone innocenti che vivono nelle tende, nelle baracche, nelle tendopoli là Mirella, perché adesso non vuole più il 50. Quei due dittatori là, che non faccio il nome, però penso avrete capito, deve avere il 70 di Gaza, Mirella, e sta continuando a non mantenere la tregua, a uccidere le persone. Io, Mirella, l'unica cosa che penso è che noi dovevamo stare neutri, Mirella, da qualsiasi cosa, anche dall'Ucraina. Perché Mirella, aiuti umanitari sì, ma armi no, perché con le armi sappiamo cosa fanno e noi ne dobbiamo prendere di mezzo perché non ce la facciamo più Mirella. Sinceramente ti dico la verità, una visita, l'altra visita, poi a volte dico la farò il prossimo mese quella cura, quella cosa là, perché non ne possiamo più. E allora Mirella, l'unico sdegno che ho di questo governo è perché fino all'altro ieri siamo stati con quel personaggio là e non so se neanche adesso si siano staccati con tutti e due, perché la Russia ha avuto tutte quelle sanzioni. Cosa ha avuto Israele? Cosa ha avuto quello americano là che fa tutto quello che vuole? Adesso deve andare anche a Cuba perché c'è anche l'embargo a Cuba. Mirella, guarda, a volte vado a letto, non dormo neanche alla notte perché dico io sono in un letto, però ci sono delle persone che sono sotto le tende o addirittura fuori e sono perseguitati da questa guerra. Allora Mirella, io ti ringrazio del tempo che mi hai dato e scusami se non ti ho chiamata, però ti ho detto il motivo Mirella e vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata anche ai tuoi ospiti, a tutti, e ciao Mirella e grazie per tutto quello che fai, perché ho visto che sei andata anche dalla signora Iole che sì, saluto, poi lo rimanderò l'assegno, poi lo rimanderò io. Mi sfugge il nome. Da Romano. Da Romano. Ciao Mirella. Ciao Iole cara. Grazie per tutto quello che fai cara. Ciao. Dopo rivedrete l'assegno alla fine della trasmissione, lo rimanderò perché questa storia, che chissà quante altre storie devono terminare. Se c'è una legge che protegge Romano, questa legge deve essere applicata. Ecco qua il diritto e il dovere. Io ho il dovere, però tu hai il diritto di darmi perché io riesca a fare il mio dovere. Questa è la verità. Allora, prego Padova, mi scusi se l'ho interrotta, ma se no capisce... L'intervento della signora si collega perfettamente con il ragionamento. Ed è proprio questo. C'è stata una progressiva mancanza di partecipazione pubblica alle decisioni pubbliche. E questa progressione è iniziata con gli anni 90. Cosa c'era prima degli anni 90? C'era la guerra fredda. Quindi la fine della guerra fredda ha portato una sorta di, chiamiamolo rilassamento, no? Ma ricordiamoci che fino al 1987 noi vivevamo tutti con la minaccia della guerra nucleare. Cioè il mondo era apparentemente più stabile perché c'erano solo due blocchi contrapposti.
e 2 blocchi sono più stabili rispetto a tanti blocchi distinti che muovono, frizionano, creano condizioni di attrito. Ma eravamo comunque in una situazione di guerra dichiarata, a rischio nucleare. Però si sentiva un po' meno Padoan, non come adesso. Eravamo abituati ad avere determinati pesi e rapporti con gli alleati, tale per cui ci sentivamo più tranquilli. Oggi questi rapporti con gli alleati sono meno tranquilli e proprio perché ci sono più blocchi, non solo 2, ci sono queste figure che iniziano ad agire in maniera unilaterale pensando che possono scavare qualcosina rispetto a quello che avevano prima. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo tornare innanzitutto ad avere più partecipazione e non bastano gli scioperi, perché gli scioperi sono un momento di protesta, però la sinistra ha tanto protestato per Gaza, ha poco protestato per l'Ucraina e invece avrebbe dovuto scendere molto di più per l'Ucraina. Perché? Perché alla fine l'Ucraina è casa nostra. Sono fatti nostri, non si può essere neutrali, perché c'è una questione che si chiama responsabilità. Ogni volta che tu manchi a una responsabilità, c'è qualcun altro che copre quello spazio facendo i suoi interessi. Anche perché siamo in Europa? Anche perché siamo in Europa, ma anche perché ogni volta che tu ti ritiri da un presidio, c'è un altro che lo occupa. E se il presidio è democratico, quando tu ti ritiri, quello che arriva non è mica detto che sia democratico. E con queste parole io ringrazio tantissimo Simone Padoan, esperto in relazioni internazionali. Adesso lo inviteremo ancora più avanti, vedremo come andrà a finire. Chissà che il caldo faccia impazzire qualcuno, così ce lo togliamo di torno, proprio perché veramente siamo veramente molto molto preoccupati, come ha detto la nostra Giulia, i nostri telespettatori e telespettatrici. Grazie Padoan, pubblicità. Io ci sono, inaugurata sotto la Loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano. Mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso e quel momento è stata come... mi ha commosso letteralmente, mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Rayen ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie, io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marotto, meccanico, nonostante abbia perso entrambe le mani e le gambe, ha iniziato a progettare le sue protesi personalizzate e così va in moto, in bici e sugli sci ed è famoso in tutta Italia. Non solo per i disabili, anche per persone normali. Ho degli strumenti per semplificare il modo, tipo con gli sci. Quando io scio, i miei sci non incrociano mai, stanno sempre dritti. Non ti spiego il come e perché diventa troppo complicato. Presenti molti amministratori locali perché la mostra girerà molti comuni cittadini, ma la politica aiuta veramente queste persone? Le potrei dire che sa che ci sono le patologie, le varie malattie, le varie difficoltà, sì, ma sapere è un conoscere in profondità? Ma chi lo sa? Chi lo vuole capire? Chi lo fa arrivare al cuore? Io non finirò mai di ringraziare Raffaella Buzzol che è qui presente questa mattina, perché domenica ci sarà questa mostra che è una mostra itinerante, Io ci sono, a Villorba. Ringrazio anche il sindaco
Francesco Soligo. Sarà una delle tappe che faremo. Saluto anche il dottor Matteo Fuccaro, grazie dottor Fuccaro di essere qui. Parleremo di cefalee, perciò questa mattina io ne ho una potente, dottore, dopo quello che ho visto e poi appunto che farò vedere nell'ultima parte, ma soprattutto questo poco rispetto per le persone fragili. Allora Raffaella, tu stai lottando con le unghie e con i denti per questa lingua dei segni che è fondamentale, importante per tutti, non solo per tua figlia, ma soprattutto nella scuola. Allora questa mostra che partirà domenica, prego Raffaella. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È una mostra culturale itinerante iniziata a Treviso, ha visto altri comuni e adesso saremo a Villorba. Ci sarà l'inaugurazione domenica, quindi domani alle ore 10 nella piazza del municipio di Villorba e naturalmente vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti. E ancora una volta proporremo volti che sono stati, come dire, messi in una fotografia, uno scatto, grazie al professionista Enrico Colussi, che con molta sensibilità e cuore ha detto: io ci sono, come ci siete voi, e perché non usare il metodo, il modo di un professionista nella fotografia per dare voce a chi spesso è lasciato in silenzio. Silenzio che poi porta a disservizi, a servizi che non sono un'adeguata risposta alla persona, a giovani isolati, a persone che possono avere una capacità, come per esempio Fulvio, e non vengono visti per la capacità, a persone che parlano una lingua dei segni, come mia figlia, e le risposte in una possibilità in un territorio ancora non ci sono. Stiamo arrivando all'estate, al termine della scuola, e si vedono locandine. Si può far fatica, non si può far fatica, e i percorsi, esperienze giovanili. Ancora una volta noi abbiamo passato molti artigiani nel settore della panificazione e della pasticceria, e ancora una volta non è un no, è un non c'è posto. Allora, sentiamo anche il dottor Matteo Fuccaro. Cosa dice? Delle volte diciamo non ci sono più con la testa del mal di testa che ho. Cos'è la cefalea? Lei dirige questa unità semplice, è una cosa importante, è una cosa che fa veramente, ti distrugge la giornata. Sono cefalee. Prego, dottor Fuccaro. Ma anche di più della giornata. La cefalea o il mal di testa, perché dire cefalea e mal di testa è esattamente la stessa cosa, è semplicemente un diverso modo di parlare, è un diverso termine, ma il mal di testa può interferire in maniera molto significativa con la vita quotidiana, non solo nel singolo giorno in cui si presenta, ma in generale con la vita di tutti i giorni, perché può interferire veramente in maniera importante, presentandosi anche molto frequentemente nel corso della vita, ed è forse la patologia neurologica più frequente nella popolazione, il sintomo neurologico più frequente nella popolazione, perché effettivamente dire cefalea vuol dire mal di testa, ma non vuol dire fare una diagnosi di patologia. Le cefalee più frequenti per fortuna sono di solito cefalee benigne in termini di rischio per la vita, ma possono essere molto impattanti per quanto riguarda la salute, e la forma più frequente la malattia più frequente che dà mal di testa nella popolazione generale, o un mal di testa invalidante nella popolazione generale, è l'emicrania. L'emicrania è una condizione che colpisce fino al 20% della popolazione generale al mondo, e questo valore aumenta ancora di più nella popolazione tra l'adolescenza e la menopausa, e coinvolge particolarmente le donne, e può veramente impedire di fare la propria vita. Io ho pazienti che hanno smesso di studiare per colpa del mal di testa, che non sono riusciti a ottenere quello che avrebbero potuto ottenere se non avessero avuto questa condizione invalidante, che però spesso non viene riconosciuta, non viene trattata in maniera adeguata, e anzi dà una stigma
nel paziente, perché il paziente, se uno non soffre di mal di testa, se una persona non soffre di mal di testa non sa cosa vuol dire avere mal di testa, e quindi può trovare dall'altra parte qualcuno che gli dice sì, ma è solo il mal di testa, non hai niente, e invece questo non è vero. Eppure io mi ricordo anche di aver sentito alcuni bambini a dire anche all'asilo: ho mal di testa, suora ho mal di testa, maestro ho mal di testa. Cioè fin da piccoli si può iniziare ad avere questa patologia, dottor Fucaro? Assolutamente sì, è una patologia che coinvolge tutte le età della vita e può iniziare sin dall'infanzia. Spesso ha delle caratteristiche molto diverse nell'infanzia, anche perché, in parte perché effettivamente la patologia evolve nel corso della vita, andando a diventare completa e del tutto presente nell'adolescenza. Ma già i bambini possono soffrire frequentemente di mal di testa e lamentarsi per quanto riescono. Spesso non riescono a riferire dove hanno la bua, qual è il problema reale, però spesso soffrono di mal di testa e devono essere trattati anche loro, perché hanno necessità di imparare a gestire questo mal di testa e imparare poi nel corso della vita eventualmente anche a convivere con questo mal di testa. Si può abbinare il mal di testa alla miopia o alla questione di vista, dottor Fucaro? Allora, è un discorso molto complesso, perché se parliamo di mal di testa sicuramente ci sono delle condizioni tipo appunto disturbi visivi che possono peggiorare o far avere un mal di testa in alcune forme. Per esempio una cefalea tensiva può essere causata da un disturbo della vista. Però è importante considerare che un'alterazione visiva spesso può causare un aumento della frequenza, un peggioramento di una condizione che è una condizione invece personale, che può essere appunto l'emicrania, perché l'emicrania è una patologia che predispone ad avere un particolare tipo di attacco di mal di testa con alcune caratteristiche molto specifiche che ci fanno fare la diagnosi quando il paziente arriva a parlare con qualcuno che ha interesse a capire il suo mal di testa. La scienza, la ricerca e la tecnologia hanno aiutato? Come siamo messi, dottor Fucaro? Oppure esiste solo il farmaco, i farmaci? Beh, allora, non esistono solo i farmaci, perché parliamo di quello quindi, che è la cosa più importante per la gestione della popolazione in generale, parliamo dell'emicrania. Ci sono delle possibilità di gestione dell'emicrania non farmacologiche e sicuramente un'attenta politica di igiene della vita aiuta a ridurre la frequenza del mal di testa. Però purtroppo devo dire chiaramente, trattare l'attacco e trattare l'emicrania necessita di accettare la possibilità di dover prendere una terapia farmacologica per ridurre l'invalidità e per migliorare la qualità della vita. L'importante è che qualcuno ci insegni come utilizzare questa terapia e qual è la terapia migliore per ciascuno, quindi è una terapia individualizzata. Per quanto riguarda la tecnologia, la tecnologia ultimamente ha cambiato, la tecnologia farmacologica ha portato a un cambio completo di paradigma della gestione del mal di testa, perché diciamo dal 2019 in Italia sono disponibili dei farmaci costruiti su uno dei meccanismi alla base dell'attacco emicranico per ridurre la frequenza degli attacchi e trattare i pazienti che non trovano una risposta adeguata nelle terapie acute che abbiamo ora. Non tutti i pazienti hanno diritto e hanno l'indicazione a questa terapia, però tutti i pazienti che ne hanno diritto e necessità dovrebbero almeno conoscere e sapere la possibilità di essere presi in carico dai centri cefalee per la gestione del loro problema. Senta, dottor Fucaro, ma siamo sicuri che abbiamo queste informazioni su questi centri cefalee
Oppure anche qua bisogna essere fortunati ad avere il medico di famiglia adeguato o avere il passaparola di qualcuno, di qualche amico. C'è abbastanza informazione, perché io sono convinta che è un tema che veramente riguarda tantissima popolazione. Beh, allora tocca un problema che io sento molto, cioè che è l'informazione al paziente e l'informazione anche al medico di medicina generale, perché troppo spesso il paziente con mal di testa considera relativamente il suo problema. Per esempio, pazienti che hanno anche 8-9 giorni di mal di testa al mese, o anche di più addirittura, perché ci sono pazienti che hanno 30 giorni di mal di testa al mese, ma questi di solito che cedono. stanno anche a letto, certo, certo, assolutamente. L'attacco emicranico è consideri che per l'OMS, per capirci, l'emicrania è la seconda causa di disabilità nella popolazione in età lavorativa. Per capirci, un attacco emicranico, io dico full blown, cioè completo, in cui il paziente ha la cefalea intensa, pulsante, associata alla nausea e al vomito, per tutta la durata di questo dolore, è un paziente che e che deve stare a letto al buio per questo dolore, è un paziente che ha una disabilità che è paragonabile a quella di un tetraplegico, perché deve stare a letto. Non può muoversi. Non tutti i pazienti, per fortuna, hanno questo tipo di condizione, e per fortuna esistono un sacco di terapie possibili per spegnere l'attacco e cercare di ridurre l'invalidità dell'attacco. Però questo è lo scenario, quindi diciamo che sia per i pazienti che anche per i medici di medicina generale, tornando al discorso, manca un'informazione della possibilità di accesso. Da un lato perché manca la conoscenza del problema e l'accettazione del problema e il sapere che ci sono delle strutture che possono dare una mano. Dall'altra parte, se posso permettermi, il problema dei medici di medicina generale, che non è un problema causato da loro, ma è legato al fatto che da un lato non sanno quali pazienti hanno necessità di essere inviati, spesso perché ci sono delle indicazioni abbastanza strette per un accesso al centro. Come funziona. E dall'altra parte fanno una formazione sulla cefalea che è molto ristretta. Nella scuola di medicina, nella scuola di medicina generale, la formazione riguardante la gestione delle cefalee ha troppo poco spazio, purtroppo, ma per necessità, però effettivamente è poco. Per cui, ed è la seconda patologia, ha detto lei. Per invalidità nella popolazione generale. Tamara da Spresiano, vai Tamara. Ciao Mirella, devo farti due domande. Una è tanto salutare la mamma di Lisa, che direi che si faccia sempre più forza, che prima o poi la sua battaglia la risolverà sempre, perché tanto è una mamma forte, è una mamma consapevole che sa fare il suo lavoro, e anche dirgli che gli voglio un sacco di bene, anche se non è come se fosse mia mamma. La seconda cosa, volevo fare una domanda al tuo ospite. Al dottore. Il dottore, esatto. Io è da 2 settimane che ho attacchi di emicrania pazzesche e non riesco a capire, e ho la pressione molto bassa. Non riusciamo a capire se è adatto alla pressione bassa oppure perché non sto portando gli occhiali, nel senso non voglio più portare gli occhiali, e non vorrei che fosse anche quello perché ho attacchi di emicrania. Aspetto la tua risposta e comunque se riesco domani faccio un salto. No, se riesci devi venire che ti fa bene, devi venire, domani ti aspettiamo. Mi raccomando, alle 10 in piazza Villorba, davanti al municipio, perché siamo proprio davanti al municipio a Villorba. A Villorba, proprio Carità di Villorba, vero? Proprio davanti al municipio, ce n'è uno municipio, perciò non sbagli. Grazie Tatiana. Quello che volevo capire, dopo veramente la nostra Raffaella saluterà
Tatiana, però quello che dice Tatiana, dottor, fa molto pensare. Ecco, siamo molto superficiali su questa patologia. Ecco, dobbiamo avere la fortuna di trovare la sensibilità giusta di chi è anche il medico di medicina generale che capisca l'importanza invece di questo mal di testa. Quello che posso dire è che da questo periodo abbiamo avuto anche dei contatti con dei medici di medicina generale dell'ULSS di Pieve dove lavoro, e devo dire che ci sono dei giovani medici molto preparati, molto interessati e che hanno voglia di dare una mano ai pazienti e di essere presenti. In questo noi come Nucleo Integrato Cefalee e come Neurologia di Conegliano, e posso parlare credo per tutte e tre le neurologie dell'ULSS 2, vogliamo essere presenti e dare una mano in questo senso, perché poi la realtà è che il 90% dei pazienti che soffrono di queste condizioni devono essere gestiti sul territorio e devono arrivare da noi i pazienti che hanno e possono essere gestiti sul territorio e quelli che hanno delle problematiche maggiori, quelli che non trovano la risposta nel territorio. Non possono arrivare tutti i pazienti con emicrania al centro cefalee o al neurologo. Deve arrivare chi ne ha bisogno, a strati. Ecco, lei ha detto una parola importante, neurologo. Io sono convinta che io ne invito diversi e loro la prima cosa, esatto, anche lei è uno di questi, però la prima cosa che spiegano che il neurologo, una volta il neuro si abbinava alla mente, al matto, il matto va al neuro, e sarebbe anche ora di capire invece che è una branca molto importante della medicina, che però la sentiamo poco, difficilmente noi diciamo andiamo dal neurologo, perché non siamo informati? Allora, o sbaglio, dottore? Sì, perché ci sono delle condizioni appunto come le cefalee molto frequenti che possono avere la necessità del neurologo. Per fortuna, insomma, vedere il neurologo il meno possibile è quello che si deve sempre sperare. Tutti i medici direi, sa, sì, dottore, in generale, ma il neurologo ancora meno, secondo me. Ed è vero che soprattutto nella popolazione un po' di età un pochino più avanzata, pensare al neurologo è pensare a quello che erano una volta i neurologi, perché una volta i neurologi erano neuropsichiatri, per cui si andava dal neuropsichiatra anche per patologie di tipo appunto psichiatrico. Adesso i neurologi non trattano patologie psichiatriche in prima battuta. Chiaramente, dato che le patologie neurologiche, come anche l'emicrania, perché la comorbidità principale dell'emicrania sono condizioni come la depressione e l'ansia, anche severe, si trovano di fronte a questi pazienti, a pazienti che hanno delle problematiche di tipo più propriamente psichiatrico, e fanno quel che possono e quello che è nelle loro more fare. Ma per la patologia psichiatrica esiste lo specialista psichiatra. In effetti noi parlo in generale, paura del neurologo, del psichiatra, andiamo dal psicologo, psicanalista, ma perché non si conosce? Sono delle idee come la sala operatoria, adesso abbiamo meno paura perché abbiamo imparato a conoscere, le telecamere sono entrate, vediamo cosa c'è dietro quella porta. Prima solo passare davanti alla sala operatoria, perché è così? Ecco, forse iniziare a parlare, ecco, io cerco di invitarli spesso, perché io sono proprio convinta, dottor Fuccaro, che una corretta informazione dia anche la speranza di migliorare anche la qualità della vita delle persone. Cosa dice? È assolutamente fondamentale. È quello di cui stavamo discutendo. Informare il paziente è il primo passo per potergli permettere di migliorare la sua qualità della vita, per accedere ai servizi giusti, non eccedere nelle richieste, perché anche questo è un problema. Troppo spesso pazienti che hanno una condizione emicranica hanno paura di avere qualche problema nella testa e diventano, per la loro preoccupazione, diventano iperrichiedenti. Cioè, un tumore in testa, ho mal di testa, ho un tumore. Ho un tumore, voglio la risonanza, e occupano spazi per pazienti che invece ne hanno realmente bisogno. Quando basterebbe un'accurata diagnosi, una terapia adeguata e
la rassicurazione del paziente, cioè l'informazione del paziente riguardo alla propria patologia, perché pensare ho il mal di testa, uno sa che il mal di testa può essere dovuto a tante cose, sapere di avere invece una malattia che mi dà il mal di testa è può diverso, diventare cronica, che può diventare cronica, ma che è una malattia che ha come caratteristica quella di dare il mal di testa in quanto tale, non perché c'è qualcosa di sbagliato, di alterato nel nostro cervello da un punto di vista morfologico, è già un dato che risolve tanti problemi per il paziente. Poi, chiaro, le emicranie croniche che lei ha citato sono delle condizioni invece gravemente invalidanti che cambiano la qualità della vita e la vita del paziente, e queste devono essere, dal mio punto di vista, assolutamente prese in carico dal neurologo e da esperti di emicrania. Allora, torniamo invece a questa mostra. Raffaella Buzzol, cosa ti aspetti da questa mostra itineranti? Questi ragazzi, ragazze, persone che da invisibili diventano visibili, fatti su luoghi anche dove veramente il degrado diventa invece valore. Ecco, cosa vuoi dire? Ma l'obiettivo che noi ci stiamo ponendo è che sia itinerante, non solo nel territorio, nel senso come posti dove tu dai una luce migliore, la rigeneri, cioè togli le erbacce, la pulisci e poi diventa un luogo di mostra, non solo come un abbellimento in una piazza, ma che vada itinerante anche negli uffici di questo intero sistema, nella cultura delle persone, perché ancora ad oggi quando tu ti presenti difficilmente vieni salutato per nome, difficilmente ti danno la mano per dire buongiorno, piacere, come la darebbero a me o a qualsiasi altra persona. Difficilmente le informazioni viaggiano sia nella nostra realtà che facciano da ponte con magari specialisti come è l'ospite che abbiamo qui insieme a me, insomma, in trasmissione, perché vedi, poi alla fine torna sempre sul fatto che c'è una barriera nell'informazione, ci sono troppe credenze popolari sul etichettare unicamente con delle parole che a me danno sempre comunque un certo disagio, perché sentirti dire incapace o non capace o disabile va oltre, ma anche in quello che è il rispetto della persona, perché chiunque si troverebbe a disagio, avrebbe una sofferenza se si trovasse solo, perché sai, poi alla fine non è che ti danno risposte, danno il silenzio, e il silenzio fa male. Soprattutto tuo marito Giovanni, che salutiamo e ringraziamo perché assieme a un altro papà, Marcello, hanno allestito ieri questa mostra al municipio di Villorba, esterna, perciò chiunque può visitarla, andate a visitarla, venite a visitarla. Ha fatto capire molto bene cosa vuol dire essere invisibile per sua figlia, per Lisa. Ecco, questo non posso uscire perché dove vado, papà? Con chi vado? Nessuno mi vuole, nessuno mi viene a prendere. Mia sorella Veronica invece esce con gli amici, ecco, se la sorella non la porta, non l'accompagna, Lisa rimane a casa, ma Lisa ormai è maggiorenne, ha compiuto gli anni, vede la differenza. Lei non è disabile, maledetta questa parola, e chi l'ha inventata, dottore, io dico sempre, li chiamo diversamente agili, perché anche noi abbiamo gli occhiali tutti e tre, siamo diversamente agili, ci muoviamo in maniera diversa perché dobbiamo metterci gli occhiali, ma soprattutto la fatica di trovare un lavoro a queste persone, ecco, perché qualcuno pensa che si deve rallentare, invece noi dobbiamo sempre correre, fretta, invece non è vero, queste persone non sono un problema, sono una risorsa, o sbaglio? Guarda, Raffaella? io e Lisa abbiamo fatto un'esperienza, diciamo da poco, soprattutto Lisa. Lisa sta frequentando un percorso di formazione regionale, perché nelle scuole che riguardavano l'aspetto pasticceria, cibo, il suo sogno è di poter essere lavoratrice, il suo sogno è di fare un bar in lingua dei segni, perché abbiamo toccato con mano diverse realtà e quindi lei sull'ambito poi piace il mangiare, quindi ha capito, abbiamo unito un po' tutto. Bene, allora dovevamo fare un tirocinio come
tutti devono fare di 160 ore, una fatica allucinante. Poi le 160 ore, sa, mettendo un po' la voce grossa, oppure la voce, perché dietro ci sta un dolore, no? Di una madre, tra l'altro adottiva. Quindi il concetto che cos'è? Il diritto come gli altri. Allora, lei ha fatto 160 ore in una realtà di panificazione, quindi vuol dire negozio di panificio, vuol dire dalle 7 all'1 di fronte a forni, facendo tutto quello che serviva. E l'ha dimostrato e ce l'ha fatta, dandola un po' la sorpresa a chi non ci credeva. Siamo reduci da un'esperienza dove ci avevano proposto di entrare con i giovani e fare del volontariato in una sagra. Bene, allora noi siamo arrivate. Quando siamo arrivate alla presentazione, a me hanno dato la mano, quando Lisa ha detto piacere, Lisa, la mano ha fatto così e quindi io ho detto scusi perché a me ha dato la mano e a lei no? E Lisa era lì che dice è piacere, piacere. Ho detto guardi magari se dice piacere, bene, noi siamo qui, siamo volontarie, sappiamo che voi ci siete già organizzati, siamo qui con il cuore, c'è la possibilità, a un certo punto ho detto vabbè diamo la maglietta, quindi noi siamo stati lì 3 ore a vedere gli altri che prendevano i vasoi, a un certo punto ho detto a Lisa ma guarda sai che è, prendi questo prossimo vassoio, ho detto scusa lei ha aspettato un po', può farlo, Lisa è andata via coi piatti, vassoio, ci ha fatto quello che doveva fare. Quando siamo arrivati, poi dopo un certo punto ha detto che non c'erano più, quindi abbiamo gentilmente chiesto lo zaino perché non si capiva più dove era. Gli ho detto guardi, è possibile avere lo zaino? Che c'eravamo, siamo uscite. Chiudi perché dobbiamo chiudere. Dove ci sarà questa mostra domenica e a che ora? Allora, cioè domani, domenica, alle ore 10, nella piazza del municipio di Villorba, che è Carità, ma è il municipio di Villorba, all'aperto. Ci siamo per iniziare un dialogo, un incontro e venite. Grazie veramente anche al dottor Matteo Fuccaro Simonetto, grazie è stato con noi dottor Fuccaro, spero che torni ancora, grazie alla nostra Raffaella Buzzol, grazie a tutti voi, adesso andiamo a vedere il vostro assegno che è andato a Mamma Iole, a questo meraviglioso ragazzo, a Romano, ma soprattutto a questa guerriera che è la Mamma Iole. Grazie ancora a voi, domani venite a Villorba e noi ci vediamo lunedì. Ciao grande famiglia, come vi avevo detto questa mattina a Sveglia Veneti, sono arrivata a Vo e sto per incontrare la nostra Iole e il nostro Romano. Andiamo! Ecco qua Iole cara, ciao Iole cara. Hai visto invece sono arrivata con Fabio dall'altra, stai qua, ciao cara. Buongiorno, tutto bene? Bene, diciamo bene, cosa vuoi? Non si può dire che stiamo male, è che purtroppo, come ti ho detto, la situazione è quel che è. Questa sarebbe Iole la casa della canonica? Sì, è la casa che mi ha dato mi ha aiutato Don Mario, una signora del volontariato della chiesa, la Fiorella, è inutile che dica sempre lei non vuole, però io dico che è lei, e il mio angelo custode è la Fiorella. Don Mario adesso non c'è più, c'è un altro, c'è Don Massimo, ma in ogni caso la casa è della curia, insomma. Permesso? Prego. Ecco qua Romano, ecco qua Romano. Ciao Romano. Ciao Romano caro. Romano sta bene ed è sano. Il mio problema è gestirlo in questa maniera e fare in modo che mi aiutino a tenerlo in vita, perché qua ormai non si capisce più niente, chi vuole morire non lo lasciano morire, chi vuole vivere non lo aiutano a vivere. Come si fa? C'è qualcosa che non funziona? Per me sì. Mamma Iole, questo ragazzo che per te rimane sempre il tuo ragazzo, il tuo bambino, ha bisogno di tanto aiuto, nel senso che bisogna alzarlo. Romano è un omone, come vedete non è un uomo, 1,85 m per 100 kg. Voi vedete Romano, bello, pulito, guardate, e Iole in carrozzina. Allora, se Iole non viene supportata da queste
aiuti che dovrebbero essere, per dire, persone fisiche che alzano Romano, vedete, lo girano, lo puliscono. Mi spiegate? Vai. Quando si tratta di fare l'igiene personale del corpo, la parte superiore, diciamo lavarlo, facciamo la spugnatura, lo fa l'operatore. Per quanto riguarda quando ci sono cose come farlo scaricare, roba mi arrangio io, lo lavo io. E non mi sembra di chiedere alla Luna, io vorrei solo due operatori che mi aiutassero alla mattina. Per il pomeriggio mi arrangio con il ragazzo che ho. La mattina è la copertura della mattina, basta 1 ora e mezza, 2 di mattina. Ma tutti i giorni però, non un giorno no perché c'è una cosa, l'altro giorno no perché c'è un'altra. Ecco, lasciamo fuori la domenica, ma inizialmente si faceva anche il sabato. Senti Ioli, io mi sono seduta, questo è il tuo letto, perciò tu sei qua 24 ore su 24 con Romano. E la situazione che io trovo assolutamente incredibile è che tu sei in sedia a rotelle. Cioè tu mi hai accolto e sei in sedia a rotelle. Mi spieghi come fai a gestire, a parte che sei una guerriera. Io ho cominciato a lavorare a 9 anni. La mia Iole è una guerriera. Sono la sesta di 10 figli. Io sono la sesta. Ho capito, ma tu capisci bene, Iole, che non sei più in grado di gestire questa situazione da sola. Stamattina abbiamo avuto il sindaco. Tu cosa vorresti chiedere? Perché lui è responsabile, come gli ho detto io, della salute dei propri cittadini, ma oltre a lui ci dovrebbe essere anche una ULSS che si muove. Ecco, allora il sindaco l'abbiamo sentito. Alla ULSS, visto che per legge tu, cioè Romano si è svegliato, lo saluto. Ciao Romano, hai visto che sono venuta a trovarti? Hai visto? Mi hai sentito che hai aperto gli occhi? Ciao Romano. Che sonno profondo stavi facendo? Che sonno profondo, Romano. Ti trovo bene, sai? Certo che questa mamma è proprio brava, Ascolta, cosa vorresti chiedere? Ci sei tu, sai, sì. sempre così. Niente, come ti dico, io non voglio la Luna. Guarda Mirella, l'ASL mi sta aiutando con dei contributi che io uso per pagare Sharif e ho usato finora per pagare la signora. È una parte, perché non bastano. Adesso il prossimo mese, questo mese, c'è anche l'INPS da pagare. Quindi tu capirai che ci vuole perlomeno 1.000 euro a testa più l'INPS, perché fanno solo delle ore. Non è che stanno qua tutto il giorno, perché se facessero tutto il giorno svenerebbe uno che ne ha tanti. Noi purtroppo abbiamo solo la pensione. Ma io non voglio la Luna, come ti ho detto, mi basterebbe solo che mi aiutassero a gestire le 2 ore della mattina. Quanti anni ha Romano? 50 domani. Domani è il suo compleanno. Hai visto, Romano, che sono arrivata a farti gli auguri? Hai visto che sono arrivata? Ha 50 anni e sono 23 anni che si è fatto male. 20 esattamente, lui all'8 di settembre, sono 23 anni che è a casa, 22 anni che è a casa. E in 22 anni, 23 domani, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione per te e per Romano, ma per tutti e due. Come mai? Ma perché Mirella, prima io con l'ultimo intervento che io ho fatto alla gamba, mi sono accasciata sulla carrozzina. Prima invece con il girello mi arrangiavo, prima anche senza girello, e andavo avanti, perché dopo il mio incidente che ho avuto nel 92 l'ho tirata avanti. Mi avevano detto di non fare fatica perché avrei avuto tanto male. Il male è arrivato. Ma purtroppo, se avessi potuto non far niente, l'avrei fatto. Non si può non far niente in una situazione così. Ma io voglio sapere, cos'è Romano per te? Perché tu mi hai detto... Vita. Ridillo? La mia vita è quello che mi aiuta ad andare avanti, perché io ho perso un altro figlio e quando perderò lui, se perderò lui, spero prima io, verrà fuori tutto il dolore, anche quello dell'altro figlio, perché adesso è lì che è cova. Non è uscito, perché non può uscire, perché c'è lui. Tu non puoi essere debole con Romano. Assolutamente no, perché se io sono debole lui capisce subito che qualcosa non va. Guarda che io quando vado via mi dicono: Romano, fai i capricci, perché sta buono, come arrivi tu, sente la macchina, tira giù la testa. Senti Iole, io però chiedo
adesso a questo punto che qualcuno deve intervenire. Io ti vedo, ti trovo molto provata, lo dico, sei molto provata. Ecco, sei stanca. C'è niente da fare, sono stanca, ma sono stanca, Mirella, perché non ho l'aiuto che mi serve, altrimenti io sarei tranquilla. Sono più che stanca, sono preoccupata. E la preoccupazione pesa, perché tutti i giorni pesi, e domani, e dopodomani, e dopo cosa sarà? Adesso lunedì, martedì, mercoledì cosa faccio? Chi viene? Allora, questo è un pensierino per te. Grazie. È un ricordo che io voglio che tu abbia. E questo è l'assegno, questa grande famiglia. Grazie Mirella, sempre. Fate sempre, fate solo voi e questa mia amica qualcosa, ma gli altri non si vede nessuno, Mirella. Credimi, siete meravigliosi, perché ti vedo tutti i giorni e mi viene da piangere vedere cosa fai. E se qualcun altro facesse metà, un quarto di quello che fai tu, saremmo tutti a posto. Vedi Iole, io non faccio tanto, io non faccio niente, io cerco solo di gestire un po' quella che è la fragilità. Ho capito che tu dici questo assegno però mi è arrivato da te e dalla grande famiglia. Qualcun altro doveva pensarci, tu stai dicendo. Però vedi Iole, nella vita io sono convinta che dobbiamo guardare la parte buona della società, che è quella che mi aiuta, perché io sono brava, ma se non ho la benzina sul motore io non riesco a fare questo. E la benzina solo questa grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta Media Nord-Est. Ma io sono d'accordo che c'è tanta brava gente, perché altrimenti il mondo non andrebbe avanti, ci vuole poco. Come ti ho detto anche prima, che sono tutti bravi a dire che i ragazzi sono cattivi, però a Roma c'era il popolo, c'era il mondo, davanti il Papa, quindi non è vero che sono tutti cattivi, come non sono tutti cattivi gli stranieri, non sono tutti là degli italiani, c'è gente buona e gente cattiva. Ascolta, e per quanto riguarda le strutture, una struttura per Romano, perché prima o dopo dovrai pensarci a questo. Dopo ci sarà, però attualmente finché io riesco ancora, cioè finché ho la testa per poter gestire le cose, io vorrei trovare qualcuno che me lo... Io so che il Romano quando andrà via, Mirella, non vivrà tanto, perché so quanti anni di vita le avevano dato. E se vai in una casa di riposo adesso, come adesso, non vive 3-5 anni come prima. È bravo se ne vive uno, perché se non sono bravi a gestirlo, loro fanno presto, vanno a aspirarlo, basta poco. E poi Mirella, hai girato le case di riposo, hai girato gli istituti adesso. Sono tutti messi malissimo, personale non ce n'è. E le persone non sono gestite, perché se non c'è fuori non c'è neanche dentro. Lui non parla, non si lamenta, non suona il campanello, non urla, non fa niente. Pensi che qualcuno si accorga che c'è? Non si accorgono adesso che sono io, le faccio una testa così. Secondo te si accorgono dopo? Ascolta Iole, una cosa che veramente, ecco io non, e tu so quanto ci tieni alla tua privacy, però c'è un momento che questa privacy bisogna metterla da parte e far vedere che non siete invisibili, che ci siete, non c'è niente da fare. Dobbiamo avere il coraggio di far vedere queste immagini perché questo non continui, non prosegua, e chi dovrebbe fare il proprio dovere lo deve fare, perché la legge protegge Romano, protegge te, però bisogna applicarla. Allora è inutile che parlino delle leggi se poi le leggi non vengono applicate, perché per legge Romano dovrebbe avere tutte le cose che hai detto tu. Ecco, cosa vuoi dire? A chi vuoi fare l'ultimo appello? L'appello che io vorrei fare, Mirella, è alle istituzioni o chi di dovere. Il Romano è questo, lo vedono. Aiutatemi a farlo vivere, aiutatemi, datemi i supporti che servono a Romano perché possa vivere a casa con la mamma. Questo mi serve, Mirella, non mi serve altro. Non voglio nient'altro, voglio solo che qualcuno mi aiuti a gestirlo a casa, perché se lo mandiamo in ospedale lo mandiamo a morire. E con queste parole di questa mamma guerriera io adesso vado a salutare Romano. Ecco, diamo un bacio per tutti voi a Romano. Ciao Romano caro. Io spero che qualcuno riesca a capire questo appello accorato di questa mamma Iole, e soprattutto che qualcuno
riesca a dare veramente risposta a questa piccolissima donna, ma con un carattere fortissimo, che sta dicendo soprattutto Romano deve vivere, Romano non deve morire, Romano deve venire e stare a casa con me. Salutiamo ancora Romano, questa è la stanza, sono 2 stanze dove vive Iole, dove vivono Iole e Romano. Adesso stiamo, ciao caro Romano, ciao. Salutiamo questa mamma guerriera. Ecco, lei ha ringraziato perché almeno riesce a portare qui all'aperto Romano, a fargli prendere un po' di aria adesso che arriva la bella stagione, perciò l'importanza è di avere anche, come capite bene, degli spazi adatti a queste realtà, ma è possibile che in tutti questi anni nessuno abbia trovato una soluzione, ma forse le fragilità non sono fragilità, forse le fragilità per qualcuno chissà cosa sono. Ciao Iole, ciao mamma Iole, ciao cara. Mi raccomando, tieni duro, che prima o dopo ce la faremo. Di tutto Mirella, perché siete degli angeli, tu sei un angelo per molta gente e fortunatamente aiutata dalle altre persone che ti danno una mano. Ringrazio tutti. Ciao Iole cara, ciao, torna dal tuo Romano, ciao.